Buongiorno, benvenuti a Sveglia Trieste, buon giovedì 3 aprile. Oggi avremo ospiti in studio Carlo Grilli, consigliere regionale di Idea Giuliana, e Paolo Altin, consigliere comunale della lista Russo Punto Franco. Se vorrete dialogare con loro potrete farlo come sempre qui alla trasmissione chiamandoci oppure scrivendoci una mail. Avremo naturalmente anche la nostra rassegna stampa. Quest'oggi i giornali, le prime pagine dei giornali sono occupate quasi interamente dalla questione dazi degli Stati Uniti, ma c'è ampio spazio, insomma, tante notizie anche per quanto riguarda purtroppo i femminicidi, ma cominciamo subito con le previsioni del tempo. Andiamo a vedere il sito dello Smeralpa. Sulla regione continuano ad affluire correnti nord-orientali con aria progressivamente più mite in quota. Domenica potrebbe giungere invece aria decisamente più fredda. Vediamo giovedì 3 aprile, oggi al mattino possibile nuvolosità variabile, poi cielo in prevalenza sereno su pianura e costa con possibile formazione di locale nuvolosità pomeridiana sui monti. Fino al mattino soffierà ancora Borino sulla costa. Domani venerdì 4 aprile, cielo in genere poco nuvoloso, temporaneamente variabile sui monti. Sul Carso potrebbe soffiare Borino. Sabato 5, cielo in genere sereno, poco nuvoloso con possibile aumento della nuvolosità dal pomeriggio sera, specie sui monti dove non è del tutto esclusa la possibilità di qualche locale debole precipitazione, zero termico a 2500 metri. Ancora uno sguardo veloce a domenica, visto che ci avviciniamo al weekend, nuvolosità variabile, sulla costa soffierà bora sostenuta con possibili raffiche forti, vento da nord sostenuto anche in quota, giornata decisamente più fredda delle precedenti con zero termico a 1200 metri circa. Sui monti temperature invernali, quindi un colpo di coda dell'inverno ancora. Andiamo a vedere le prime pagine dei giornali che sono in edicola quest'oggi. Andiamo a vedere il Piccolo di Trieste, eccolo qui. Allora, questa la prima pagina del Piccolo di Trieste. Vediamo che anche qui naturalmente la questione dazi la fa da padrona, UE ladra, dazi al 20%, questo è l'annuncio di Trump. America saccheggiata, ora basta, subito il 25% su tutte le auto, con la Cina tariffe al 34%. Il tariffario del ricatto commerciale, l'analisi, poi ancora non basta più esportare il prosecco. Musk lascerà il governo ma arriva la smentita, Washington il retroscena. C'è anche per quanto riguarda le notizie di carattere internazionale, l'addio a Val Kilmer, l'Iceman di Top Gun, poi il rap di Alfa a luglio alla Casa Rossa a Gorizia. Vediamo ancora, aveva il coltello con sé, emergono nuovi dettagli sul profilo dell'omicida Erika Podmenic. Ha lavorato come cassiera in un discount al CUP dell'ospedale Maggiore. La pista dello scontrino, l'arma forse acquistata il giorno stesso per uccidere Isabella Tregnaghi. Palazzo Carciotti, Generali prepara un grande evento per martedì. L'investimento Palazzo Carciotti ospiterà un hub di innovazione e martedì Generali organizza allo scopo un grande evento. Il decesso di Babici, morto a Bangkok, si sblocca l'iter per il rimpatrio della salma. Al via le iniziative tra escursioni e laboratori, si apre la stagione in Val Rosandra. A Monfalcone il Consiglio di Stato, centri islamici, vietate le preghiere di massa. Per la comunità islamica di Monfalcone, l'insediata da 20 anni, è la peggiore delle notizie, si commenta qui sul Piccolo. Poi basket, Serie A, Trieste, Christian ritornerà a casa, il coach Jamion Christian alla fine di questa stagione. Poi l'esposizione Comici e Fabian, amicizia in vetta. L'edizione di Gorizia Monfalcone, vediamo qui centri islamici, stop ai raduni, Consiglio di Stato accoglie il ricorso del Comune, vietate le preghiere di massa nei due edifici sotto tiro. A Monfalcone è annullata la sentenza di primo grado del TAR che aveva dato ragione agli esponenti della comunità musulmana. Rifiuti in strada, le fototrappole fanno triplicare le sanzioni a Gorizia. Poi ancora illuminazione pubblica, strada al buio, da oltre 6 mesi i residenti si organizzano. 3 vie senza illuminazione pubblica da agosto dello scorso anno, accade accanto al parco di Piuma a Gorizia.
Monfalcone, arriva la bolletta per un contratto mai stipulato nella casa vuota. Ecco il Caravaggio da 40 milioni alla Fondazione Carigo, l'esposizione fino a giugno. Vedremo anche noi poi nei nostri servizi. Andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani che sono in edicola oggi, a cominciare dal Corriere della Sera. Come vi dicevo, appunto, molto spazio alla questione dei dazi per tutti, lo schiaffo di Trump, all'Europa tariffe del 20%, ai suoi avrebbe rivelato Musk lascerà a breve, ma lui e la Casa Bianca negano. Lo show di Donald è il giorno della liberazione, dice. Auto colpite al 25%, Mattarella, l'Unione Europea sia compatta, Meloni, misura sbagliata. Bruxelles studia risposte per colpire le big tech, gli USA tornano a guardare a Oriente e al Giappone. Strasburgo, il riarmo, il voto divide i partiti, alleati di governo e opposizioni. Come vi dicevo, l'altro tema forte purtroppo quello dei femminicidi, il secondo in pochi giorni. Ilaria uccisa dall'ex e chiusa in una valigia, il delitto nella casa del giovane mentre c'erano anche i genitori. È successo a Roma. La madre della ragazza accoltellata a Messina parla e dice: dico a tutte, denunciate. Baby gang, rapine, 50 arresti per i colpi in metro, invece a Milano coinvolti 18 minorenni, e poi infarto per Nanni Moretti, operato e in terapia intensiva, il regista ricoverato al San Camillo di Roma. Andiamo a vedere altre testate, La Repubblica, dazi, la stangata di Trump, show alla Casa Bianca, colpiti 60 paesi, tariffe al 20%, per l'Europa basta, ci hanno derubato per anni. Von der Leyen, uniti nella risposta, Meloni, decisione sbagliata, ma evitare il conflitto commerciale. Musk è pronto a lasciare, il Doge tornerà presto agli affari, poi la frenata del presidente USA. La strage delle ragazze, Ilaria dopo Sara, uccisa a Roma e chiusa in una valigia dall'ex fidanzato. Ilaria Sula come Sara Campanella, aveva 22 anni, studiava fuori sede, è stata uccisa a coltellate. Il suo corpo è stato chiuso in una valigia, gettato in un dirupo, confessa l'ex fidanzato. Il paradosso del patriarcato, qui vediamo il commento di Luigi Manconi. Poi ancora l'addio a Val Kilmer, divo di Hollywood, bello e dannato. Qui lo vediamo ancora nel ruolo di Iceman in Top Gun, ma sono tanti i film di successo che ha fatto. Vi racconto tutto su mio padre, Georges Simenon, e poi Penne Polente, il palazzo inaugura il gastrosovranismo. La Stampa, dazi USA, cambia il mondo, da oggi il 25% sulle auto, all'Unione Europea 20% sugli altri beni, 10% alla Gran Bretagna, 34% alla Cina. Trump, il saccheggio è finito. La parabola del circo Musk, tensioni con Donald, giallo dimissioni, la Casa Bianca non imminenti, lui fake news, corrono i titoli Tesla, l'America non è più amica, è il commento di Stefano Stefanini. Il commento ancora: ora l'Europa è costretta a cercare nuovi mercati. Vediamo la storia, noi pazienti cronici e la sanità perduta. Ecco qui l'orrore di Ilaria, uccisa e chiusa in una valigia, e poi Garlasco, DNA di Sempio sulle unghie di Chiara. Questo è un cold case, ma sempre di un femminicidio. Le analisi, basta progetti vuoti, lo Stato faccia di più. Carfagna, il rispetto va insegnato a scuola. Il Fatto Quotidiano, Trump, dazi al 20% ai ladri, UE e 25% sulle auto non USA. L'annuncio con l'operaio metalmeccanico. Il presidente americano vara il nuovo protezionismo USA e parla di liberazione economica, età dell'oro e rinascita industriale. Accuse a Canada, Giappone, Unione Europea. Parlamento dell'Unione Europea, riarmo, destre divise in 3 e PD unito sul sì. Dem contro Elli, passata la mozione pro piano Ursula, armare Kiev fino alla vittoria, spese militari al 3% del PIL, no di Movimento 5 Stelle e Sinistra, riarmo, non riarmo, qui vediamo gli schieramenti in questo schema.
Il giornale, dazi la stangata di Trump, via le tariffe reciproche, europei patetici ci derubano, ha detto il presidente, per loro il 20%, 25% sulle auto, Meloni, misura sbagliata, serve un accordo e non esclude risposte adeguate, parte la guerra mondiale commerciale. Questo è il tenore dei titoli un po' che abbiamo visto su tutti i giornali. Vediamo anche Musk lascerà il governo USA, ma lui smentisce le fake news. La Casa Bianca tornerà agli affari, ma a lavoro finito. E qui vediamo un'immagine, insomma, delle tante che prima era stata definita nell'ambito del circo Musk. L'anomalia di Elon, così la politica non lo ha reso più ricco. Offerte d'acquisto e Bezos scende in campo, Amazon vuole TikTok. Il golpe sulle banche dei nani di Bruxelles, l'Europa sbagliata, il commento. Vediamo ancora Libero, la verità sui dazi di Trump, la mossa dell'America, il Liberation Day di Donald, imposte reciproche per l'Europa saranno del 20%, il Presidente è pronto a trattare l'Unione Europea, sbraita. Meloni, non guerra ma risposte adeguate. Musk lascia l'amministrazione USA, la voce smentita fa volare le azioni Tesla. Vediamo ancora furti in metro, retata a Milano, presi 50 Maranza, un ottimo inizio. Wojtyla, nemico di comunismo e islamismo, a 20 anni dalla morte, celebrato ma poco capito il Papa Giovanni Paolo II. Vediamo anche l'attore e regista, infarto per Nanni Moretti e in terapia intensiva. Allarme università, scontri e censure negli atenei di mezza Italia. Anche qui il femminicidio a Roma, Ilaria trucidata e infilata in una valigia. Vediamo il Sole 24 Ore, Trump, dazi reciproci, 20% all'Europa. Oggi rinasce l'industria, ha detto il Presidente, è una dichiarazione di indipendenza economica, tariffe al 25% su automobili estere, l'Unione Europea risponderà al momento appropriato. Mattarella, dazi, un errore profondo, serve risposta compatta e determinata. Trump ai suoi, Musk presto lascerà l'incarico di governo, il capo di Tesla, fake news dice, però c'è questa voce che circola. Confindustria rivede la crescita più 0,6%, risalita nel 2026 invece per quanto riguarda l'industria italiana. Il Festival dell'Economia del 22 al 25 maggio, geopolitica e futuro del mondo, a Trento 300 eventi e 6 Nobel. Il Domani, guerra dei dazi, tutti contro Trump, su PIL e aziende, Meloni ora ha paura. Nel Wisconsin, prima battuta d'arresto per il presidente che smentisce tensioni con Musk. Dall'Unione Europea alla Cina, i partner commerciali degli USA si muovono per cercare alleanze per le proprie merci. La Premier per la prima volta ipotizza risposte per Confindustria, gravi effetti sulla crescita italiana. Italia, siamo la fabbrica dei femminicidi, è il titolo forte appunto del Domani. Dopo l'omicidio di Campanella, a Roma trovato il cadavere di Ilaria Sula, l'ex fidanzato confessa. Allora, questi alcuni dei giornali in edicola oggi, delle prime pagine dei quotidiani. Torniamo sul piccolo di Trieste e per un approfondimento di un altro omicidio, in questo caso le motivazioni ancora non sono chiare. Qui vediamo la foto della vittima, il coltello con sé e i 15 minuti è il racconto che viene fatto oggi sul piccolo, il tempo trascorso da Erika Podmenic nell'abitazione e l'ipotesi sull'arma con cui ha ucciso Isabella Tregnaghi. La pista dello scontrino, la lama forse acquistata il giorno stesso, potrebbe aver cercato di soffocarla con una sciarpa, poi il fendente alla gola. La vittima è stata vista per l'ultima volta viva alle 11:30 da una commerciante dell'ex ghetto. Prima di varcare il portone del palazzo in cui viveva, Isabella Tregnaghi si era fermata a parlare di un vecchio lampadario esposto in un negozio di antiquariato di Civitavecchia. Alle 13:30 la
figlia, visionando le telecamere dell'appartamento della madre, si è accorta del delitto e ha lanciato l'allarme. I soccorritori, al loro arrivo in via delle Beccherie, i soccorritori hanno trovato l'appartamento a soqquadro e la donna 89enne riversa a terra con la gola tagliata. La videosorveglianza aveva però immortalato la scena e grazie al fermo immagine con il ritratto della presunta responsabile inviato ai carabinieri dal nipote della vittima è stato possibile identificare la 58enne triestina Erika Podmenic. Allora andiamo a vedere cassiera al discount, poi il CUP del Maggiore, affabile e socievole, dicono di lei. Capelli neri con taglio alla moda, occhi azzurro cielo, modi gentili e parlantina fluente. Il profilo dell'omicida svelato dagli ex colleghi di lavoro ancora increduli per l'accaduto. Qui vediamo alcuni momenti appunto delle indagini, c'è anche il ritratto, la foto di Erika Podmenic al supermercato di Via Cumano. Non ha mai fatto trasparire difficoltà personali o disagi, anzi qui era sempre molto aperta, raccontano di lei. Il rapporto rimasto, ma non la vedevamo da un bel po' di tempo, fino a un anno fa l'impiego in ospedale con una cooperativa. Noi ieri abbiamo realizzato un servizio di ripresa appunto di questo brutale omicidio che ha colpito e impressionato sicuramente tutta Trieste e non solo. Allora rivediamo insieme il servizio di Gianluca Paladin. Attesa nelle prossime ore, massimo entro venerdì mattina, l'udienza di convalida d'arresto di Erika Podmenic, accusata di omicidio volontario per la morte di Isabella Tregnaghi, l'89enne che lunedì pomeriggio è stata trovata senza vita con un profondo taglio alla gola nella sua abitazione di via delle Beccherie 7. La 58enne triestina, ora in carcere al Coroneo, è provata, sconvolta, confusa e spaventata, ma ha reso la propria versione dei fatti. Un litigio culminato nel peggiore dei modi, come riferisce il suo avvocato Massimo Scrascia, contattato telefonicamente dalla nostra emittente. Una versione, quella del litigio improvviso, che non convince gli inquirenti, secondo i quali la donna avrebbe ucciso brutalmente l'anziana dopo una colluttazione. La presunta assassina, al momento dell'arresto in via Bramante, presentava graffi sul viso, come se la vittima avesse cercato di difendersi. La pista d'indagine porta alla possibilità che la 58enne abbia cercato di circuire nel tempo l'anziana per derubarla, le due si conoscevano da almeno un mese. Di fatto i gioielli dell'89enne sono stati trovati in un sacchetto dentro un cassonetto dell'immondizia di via Campi Elisi insieme ai vestiti insanguinati. La difesa dal canto suo, oltre a domandarsi il perché del disfarsi della refurtiva se i gioielli fossero il movente dell'omicidio, sottolinea il fatto che Erika Podmenic sia stata fatta entrare in casa dalla vittima volontariamente in virtù di quel rapporto confidenziale che si sarebbe instaurato fra le due donne. Secondo quanto filtra, Erika Podmenic sarebbe già stata sotto osservazione per furti ai danni di anziani, ma la donna a suo carico non ha precedenti, come conferma il suo legale. L'avvocato Scrascia rimarca altresì come la sua assistita voglia continuare a collaborare nelle indagini. Inquirenti al lavoro su tutti gli elementi, immagini delle telecamere, testimonianze, impronte digitali e tutte le altre tracce che possono fornire un quadro completo della vicenda. Queste appunto le ultime sulla questione dell'omicidio dell'ex ghetto di Trieste, della signora Isabella Tregnaghi e il profilo anche della presunta assassina. Allora scattano i dazi USA invece anche qui sul Piccolo, naturalmente l'approfondimento sulla notizia del giorno. Al 20% per l'Unione Europea, Trump firma e lancia la sfida globale, tariffe doganali per tutti i paesi al 10%, più alte per i 60, fra virgolette, cattivi, al 25% sulle auto straniere, il giorno della liberazione, dice il presidente americano. La reazione europea in due fasi, entro fine aprile le ritorsioni. Von der Leyen porta avanti i contatti con i leader europei per compattare i paesi e evitare spaccature sulle mosse a livello politico e di frontiera. Meloni, risvolti pesanti, risposta adeguata se serve, dice la Premier, che si dice convinta che si debba scongiurare un conflitto sulle tariffe. L'appello di Mattarella: sono un errore, i 27 siano compatti e determinati. A Palazzo Chigi si soppesano tutti gli scenari possibili di fronte alle scelte americane. Vance dovrebbe essere a Roma il 18 aprile, un'occasione prima della extrema ratio.
L'annuncio di Trump ai suoi, Musk presto via dal governo, secondo l'indiscrezione di Politico tornerà già tra maggio e giugno ai suoi affari, ma in serata arriva la precisazione, lascerà quando avrà finito il suo lavoro. Gli USA e la Groenlandia, il governo del tycoon studia i costi per averla, il controllo dell'isola, e poi la giunta di Myanmar spara ancora sugli aiuti, colpito un convoglio per i terremotati, sempre per quanto riguarda gli esteri. Vediamo la guerra commerciale, ancora l'analisi, in America prosecco contro calsecco, fuori gioco chi si limita a esportare. Lo sparkling wine californiano è il competitor diretto in quel mercato. Se vuole resistere, il mondo del vino italiano dovrà adottare un modello di internazionalizzazione finora rifiutato. Ricatto USA sulla discriminazione positiva, ancora commenti appunto sulla questione dazi. Vediamo che si parla anche di immigrazione di ritorno, pensare ai giovani che intendono studiare e lavorare nel territorio. Cittadinanza, la regione contro la stretta. Roberti interviene, penalizzati i discendenti dei nostri emigrati, il decreto che limita lo ius sanguinis va cambiato, dice l'assessore regionale che si occupa di queste tematiche. Così si contrasta la valorizzazione delle radici e di basi identitarie. Anche Franco Jacob dell'ente Friuli nel mondo si rischia di vanificare percorsi virtuosi. L'assessore dice: questa norma crea situazioni paradossali e blocca chi vorrebbe venire qui per vivere e trovare un impiego. Il pericolo è di perdere occasioni importanti per le nostre imprese, tanto più a fronte del calo demografico, e indebolire i legami. Accesso al CPR negato dopo il sì, la denuncia del regista Segre. Struttura inaccessibile a chi vuole fare informazione a favore dei cittadini, dice il regista. A ottobre la richiesta per girare un documentario, arriva l'ok, ma il 31 marzo è alt. Udine, Angelo Montanari eletto rettore dell'Ateneo, superata per 69 voti Fabiana Fusco, in ottobre succederà a Pinton. Andiamo a Gorizia, andiamo in realtà a Bruxelles perché se ne è parlato proprio a Bruxelles. Gorizia e Nova Gorizia sono un faro, l'Europa deve seguire la loro rotta, l'ha detto il presidente Fedriga ieri a Bruxelles. Abbiamo raccolto anche noi la sua dichiarazione, ma ora ci dobbiamo collegare, la vedremo, la risentiremo fra poco, appunto la dichiarazione di Fedriga, ma ci colleghiamo con la sala operativa della Polizia Locale per vedere qual è la situazione del traffico in città questa mattina. Abbiamo al telefono l'ispettore capo Lionello Schillani. Buongiorno. Sì, buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Buongiorno, allora qual è la situazione del traffico e quali sono le segnalazioni di oggi? Ma la situazione è al momento tranquilla, siamo all'inizio giornata, traffico ancora scarso, sta via aumentando. Come al solito prevedo nulla di particolare, naturalmente però non possiamo prevederlo, qualche fatto, qualche accadimento potrebbe creare degli intasamenti. Al momento non abbiamo segnalazioni in questo senso, a notte è trascorsa tranquilla, solo interventi di routine. Per quanto riguarda la mattina odierna, l'unica nota che ho è un presidio Mie Pascoli Civico 9, tra le 10 e le 12 dovrebbe svolgersi sul marciapiede, quindi non interessare la viabilità veicolare, ma naturalmente saremo sul posto per monitorare la situazione. Per quanto riguarda invece i lavori, questa mattina dovremo avere delle potature urgenti in Viale Miramare, siamo all'altezza della rotonda che porta al Porto Vecchio o Porto Vivo qui all'ingresso. Questo dovrebbe avvenire tra le 9 e le 13, saremo sul posto per viabilità, dovrebbe essere usato un cestello mobile e quindi creato un cantiere con restringimento di carreggiata. Anche qui ribadisco saremo sul posto, non dovrebbe creare particolare intasamento o disagio alla circolazione, questo in uscita città. Per quanto riguarda il pomeriggio non ci sono manifestazioni e ancora sempre per i lavori ricordo che sono stati posti dei divieti, questo anticipo già per la giornata di domenica, perché di solito si pensa che la domenica non vi siano lavori, ma invece ci sono questi divieti temporanei per le riprese cinematografiche, quindi posizionamento anche dei mezzi della troupe, e siamo in zona centro, quindi Largo Riborgo, Teatro Romano, Via dell'Orologio, Via Diaz, da Boccardi a Venezian, quindi fare attenzione ai divieti che sono già stati posti, entreranno in vigore domenica mattina. E dopo inoltre ricordo sempre per domenica c'è la corsa a San Giacomo, la manifestazione podistica, quindi anche qui sono già stati posti i divieti nella zona di Campo San Giacomo e di Via Fianona.
fare attenzione per evitare il problema della rimozione dei veicoli, perché comunque dovremo sgomberare queste zone. Inoltre ricordo per domani pomeriggio è previsto un corteo in centro città, dovrebbe svolgersi dalle 16:30, dovrebbe interessare la via Carducci, Corso Italia, San Spiridione, Filzi, Milano, ritornare sulla via Carducci per terminare in piazza Oberda. Va da sé che naturalmente interessando tutte queste vie si avranno delle ripercussioni sul traffico, quindi l'unico percorso alternativo sono le rive che rimarranno aperte. Naturalmente se non necessita sconsigliamo naturalmente domani pomeriggio in questo orario tra le 16:30 e le 19:30 circa di scendere in città se non strettamente necessario. Altre informazioni e notizie non ho da dare, se non ci sono domande da studio restituirò la linea. Grazie, buon lavoro e buona giornata a lei e ai suoi colleghi. Grazie anche a lei e a tutti i telespettatori. Allora andiamo avanti ancora a leggere il giornale. Come vi dicevo, si è parlato appunto di Gorizia e Nova Gorica che sono un faro per l'Europa che deve seguire la loro rotta. Si è parlato anche di allargamento ai Balcani nell'intervista che è stata realizzata ieri a Bruxelles al presidente della regione Massimiliano Fedriga che vi abbiamo già proposto nel nostro telegiornale di ieri, e la commissaria qui vediamo la commissaria Cos che parla accanto ai due sindaci delle due città, Turel e Zibera. Non so se è possibile rivedere e sentire insieme l'intervista a Massimiliano Fedriga, non la vedo ancora pronta, allora andiamo avanti e parliamo invece di un'altra questione che abbiamo trattato ieri. Ecco, vedo pronto Fedriga, allora risentiamo insieme che cosa ha detto a Bruxelles appunto all'occasione proprio della conferenza delle regioni. Vediamo. Beh, intanto Gorizia e Nova Gorica sono per la prima volta una capitale europea unica fra due stati ed è un fatto importantissimo, rimarrà nella storia delle capitali europee della cultura e rappresenta forse quello che deve essere lo spirito europeo, che forse tante volte viene dimenticato e in alcuni casi forse tradito da chi dovrebbe invece rappresentarlo al meglio. E questa cooperazione, collaborazione non può che rappresentare uno stimolo per rafforzare il processo di adesione. Guardo in particolar modo a tutti i Balcani occidentali, su cui proprio il Friuli Venezia Giulia ha sempre fatto e può continuare a fare da ponte fondamentale. Questo lo dico nell'interesse di avvicinare quei paesi sempre di più all'Europa e nell'interesse europeo, perché avere quei paesi insieme a noi vuol dire anche riuscire a garantire, penso a tutte le filiere produttive, oggi in pericolo perché abbiamo consegnato pezzi di filiera produttiva al Far East, e questo consegna le chiavi delle nostre imprese a paesi terzi. Consegnare le chiavi alle nostre imprese vuol dire consegnare il futuro di sviluppo, il futuro del lavoro e il futuro dei diritti sociali. Allora, queste le parole di Massimiliano Fedriga. Andiamo a vedere appunto le novità dal mondo del lavoro e in particolare il piano Roncadin su Tirso. Ne abbiamo parlato anche noi ieri. Prima linea a maggio 2026, incontro in regione con i rappresentanti dell'azienda delle pizze surgelate con base a Pordenone. Se l'offerta sarà accettata, 1 anno per riconvertire il sito e partire. Poi 100 assunti entro il 2027. Allora rivediamo insieme il nostro servizio. Non sarà una transizione semplice né breve, ma il tavolo per l'acquisizione di Tirso da parte di Roncadin è avviato. Oggi l'incontro in regione tra segreterie sindacali, RSU, il direttore delle risorse umane di Roncadin, Alessandro Tomba, l'ex amministratore delegato di Tirso, Federico Capiotti, e gli assessori regionali Bini e Rosolén. L'impresa acquirente, specializzata nella produzione di pizze surgelate di qualità, ha presentato nei giorni scorsi una manifestazione di interesse per l'industria tessile di Muggia, coinvolta nelle difficoltà finanziarie del gruppo trevigiano Film and Made. L'accordo di programma si basa sulla riconversione del sito produttivo, il mantenimento e la formazione di tutti i lavoratori impiegati nello stabilimento, ma c'è di più. Roncadin ipotizza di creare nel medio periodo 100 di nuovi posti di lavoro. Un incontro importante dove sono state rappresentate ai sindacati un po' i lavori che sono stati portati avanti in questi mesi
C'è stato poi un tavolo ulteriore successivo dove sono già stati calendarizzati ulteriori incontri informativi e importanti dal punto di vista della stesura di accordi successivi. Quindi insomma una regione, e questa ricordiamoci non è stata un'operazione semplice, ma la determinazione che ci ha visto portare avanti il piano sta dando i risultati. Incrociamo le dita, ma verosimilmente è una buona operazione. Allora, ancora un paio di notizie dal piccolo, poi dobbiamo dare la pubblicità. Ristrutturazione del porto di Veglia, dighe ormeggi da oltre 19 milioni, l'intervento principale avverrà sulla barriera Frangiflutti, e poi a Pola il medico della strage di Vergarolla, medaglie alla memoria del medico Micheletti. Ci fermiamo per un po' di pubblicità, a fra pochissimo. Bentornati in diretta, siamo ancora insieme per un'altra mezz'ora di rassegna stampa. Allora andiamo a vedere i giornali. Come vi dicevo prima, oltre alla questione dei dazi degli Stati Uniti, l'altro tema forte oggi presente su tutti i giornali è quello dei femminicidi. L'ultimo, quello di Ilaria, accoltellata e chiusa nella valigia, confessa l'ex fidanzato, mi dispiace. La feroce aggressione commessa nell'appartamento dei genitori del ragazzo che erano in casa al momento del delitto. La studentessa uccisa a Roma. Andate a prenderla, l'ho gettata in un dirupo, il suo corpo l'ho chiuso in una valigia. Nel cuore della notte, negli uffici della questura di Roma, è arrivata la confessione. Mark Anthony Sampson, 23 anni, studente in architettura, ha ammesso di aver ucciso la sua ex Ilaria Sula, 22enne studentessa originaria di Terni, di cui si erano perse le tracce la sera del 25 marzo. Per giorni da Ilaria solo messaggi, ma forse l'aveva già ammazzata, parla il fratello della ragazza. Ragazze denunciate, l'appello disperato della mamma di Sara, invece uccisa poco prima a Messina, tormentata per anni e ieri uccisa appunto a Messina. Poi ancora il caso Garlasco, c'è anche il DNA di Andrea Sempio nelle unghie di Chiara, questa è la novità di un caso vecchio di quasi 20 anni. Allora, Monfalcone invece, il verdetto, le ordinanze, la marcia degli 8.000 all'inizio del contenzioso, poi centri islamici, preghiere di massa vietate. Il Consiglio di Stato accoglie il ricorso del comune di Monfalcone, annulla la decisione del TAR che aveva dato ragione alle associazioni appunto per la preghiera collettiva all'interno dei centri islamici di Monfalcone. Allora noi abbiamo realizzato un servizio su questa sentenza che lo ricordiamo è definitiva e non è appellabile, quindi dice davvero la parola fine su questa vicenda, su questo contenzioso. Vediamo. A pochi giorni dalla celebrazione di fine Ramadan e a nemmeno 2 settimane dal voto si è concluso oggi il lungo contenzioso tra il comune di Monfalcone e i centri islamici cittadini Baitus Salat e Darus Salam, che durava da 1 anno e mezzo, dalle cosiddette ordinanze antimoschea del novembre del 2023. Il Consiglio di Stato ha emesso infatti 3 sentenze nelle quali si è pronunciato a favore dell'appello del comune e ha respinto il ricorso di primo grado proposto dai centri. Le ordinanze comunali che imponevano il rispetto delle destinazioni d'uso secondo il piano regolatore dei 2 appartamenti di via Don Fanin e via Duca d'Aosta utilizzati dai centri per attività di preghiera collettiva sono dunque valide. Si tratta del giudizio definitivo non appellabile pronunciato dal massimo organo della giustizia amministrativa. Arriva nelle battute finali di un'aspra campagna elettorale in cui ai 2 contendenti iniziali, l'assessore di Anna Cisint Luca Fasan e il candidato del centro-sinistra Diego Moretti, si è aggiunto all'ultimo momento Buconate, portavoce della comunità islamica e presidente onorario di uno dei 2 centri finiti nel mirino dell'ex sindaco.
E allora restiamo nell'Isontino, restiamo alle notizie da Monfalcone. Proprio c'è il caso di un pensionato Nereo Giacchetta di Monfalcone, contratto dell'energia attivato a sua insaputa nella casa ormai vuota. L'odissea di un ottantenne, non riesce a liberarsi del problema scoppiato a luglio. Mi chiedono una voltura perché devo farla io, la denuncia all'Arma dei Carabinieri. Questa la assurda storia. Il solenne giuramento a Milano del figlio d'arte Federico, la storia è uno dei 75 cadetti della scuola militare Teolier, suo padre Guglielmo Chipinti, il comandante del nucleo radiomobile di via Sant'Anna a Monfalcone. Altri pezzi di marciapiedi da rifare in via Garibaldi, sempre qui siamo a Ronchi in realtà, ora servono 200.000 euro. Libri in festa apre con gli artisti tra le bancarelle degli ambulanti, il debutto con gesti gentili e la performance di Kdindi e NPO Psycho in mezzo alla gente. Un flop il mercato del sabato, si punti sugli stand dell'usato invece a Staranzano, la Lega incalza, l'amministrazione serve una svolta. Il torneo delle nazioni per quanto riguarda l'evento sportivo in arrivo a Gradisca, 12 nazionali di atleti under 15. Alla Fortezza è partito ufficialmente il conto alla rovescia per la manifestazione dedicata al grande calcio giovanile. Le novità delle gare bis di Next Generation Go 2025. Andiamo a vedere sempre nelle pagine del piccolo di Gorizia Monfalcone, ma nelle pagine della cultura. Far East Film Festival, 75 opere per riflettere sul mondo che cambia, presentato il programma della rassegna sul cinema asiatico dal 24 aprile al 2 maggio a Udine. Il Gelso d'Oro alla carriera all'attrice cantante Silvia Chang, oltre 100 eventi collaterali. E poi ancora Rumiz esplora i nostri confini al Festival dell'Italiano Treccani, questo l'appuntamento. Nella pagina delle culture anche la morte, muore l'attore Val Kilmer, l'antidivo ribelle di Top Gun e Batman, stroncato a 65 anni da una polmonite a Los Angeles. Celebre la sua interpretazione anche di Jim Morrison nel film Doors. Ha dato il volto ad alcuni protagonisti indiscussi del cinema hollywoodiano degli ultimi 35 anni, oltre a essere un'icona sexy accompagnata da una fama di Latin lover. Val Kilmer è morto il 1° aprile a Los Angeles all'età di 65 anni, qui viene ripercorsa la sua carriera. Vediamo anche i 4 giorni con i talenti della danza da tutta Europa, dal 23 al 26 aprile a Gorizia, sempre nell'ambito della capitale europea della cultura, così come nell'ambito della capitale europea della cultura c'è l'iniziativa dell'esposizione di un Caravaggio, meraviglioso, la presa del Cristo. Ieri se ne è occupato il nostro Umberto Bosazzi, presentato proprio alla Fondazione Carigo, che si è occupata appunto di questa mostra, di questa esposizione. Allora rivediamo insieme il servizio. Il Cristo porta già nelle sue sembianze umane un destino fatale che è un destino pasquale, che è il destino della sua morte, passione, morte in croce e della redenzione del mondo. Caravaggio, che è un pittore del vero, questa verità che lui percepisce nel suo vissuto, lo trasferisce in questo capolavoro e lo fa arrivare a noi. Così Don Gianni Citro, che ne cura l'esposizione, sintetizza una delle caratteristiche della presa di Cristo. L'opera, firmata da Caravaggio nel 1603, si potrà ammirare a Gorizia fino al 30 giugno allo Smart Space della Fondazione Carigo. Un dipinto crudo ma dolce nello stesso tempo, al centro del quale vi è una scena immediatamente successiva al bacio di Giuda, dove tutta l'anima del pittore appare in una delle sue massime espressioni. L'evento, di profilo altissimo, si inserisce all'interno del progetto Gorizia tra le pieghe del tempo, inaugurato dalla Fondazione nell'anno della Capitale Europea della Cultura, e sotto certi aspetti corona un lavoro iniziato nel 2017 per valorizzare il territorio goriziano alla luce di una serie di considerazioni così sintetizzate dal presidente Alberto Bergamine. Cosa devo trasmettere io alle nuove generazioni? Ho delle responsabilità anch'io, cioè come io ho avuto chi me l'ha trasmessa una consapevolezza, io a mia volta devo raccogliere e trasmettere dei valori.
l'arte, la storia, questa che è la documentazione di quello da dove veniamo, ecco, è la responsabilità che ho io di valorizzarla, ovviamente anche dialogando con le nuove metodologie, ecco perché siamo immersi in questo smart space multimediale. Senza dimenticare, logico, che un dipinto di Caravaggio di per sé è in grado di creare ponti che non sono soltanto culturali, ma che solo ed esclusivamente per la bellezza stessa del dipinto assumono significati più alti. Lo stupore, la meraviglia, appunto le emozioni che questa opera d'arte straordinaria sono in grado di trasmettere, davvero faranno parte poi dei migliori ricordi delle persone. La presa di Cristo proviene dalla collezione dell'antiquario Mario Bigetti. Terminata l'esposizione goriziana non sarà visibile almeno per un paio d'anni. Lo Smart Space ha inaugurato anche una sezione dedicata al tesoro della Basilica Patriarcale di Aquileia, allestita in collaborazione con la Biblioteca del Seminario Teologico di Gorizia, dove saranno esposti a rotazione 13 libri liturgici di eccezionale valore storico, religioso e culturale, il cui restauro è stato finanziato dalla Fondazione Carigo. L'ingresso allo Smart Space è gratuito, per le visite è necessaria la prenotazione. Allora, questo è l'evento proprio vero e proprio culturale a Gorizia. Torniamo invece a Trieste per le pagine del Piccolo di Trieste, appunto la cronaca. Hub di innovazione nel Carciotti Generali prepara il grande evento. Martedì l'illustrazione del progetto per il palazzo sarà un polo centrato sull'intelligenza artificiale. Questo è l'investimento delle assicurazioni generali. Questo è l'evento che si prepara per martedì prossimo. Qui vediamo alcune belle immagini di Palazzo Carciotti. Centro congressi pronto al bis, l'Assise del Leone il 24 aprile, la macchina organizzativa è già in moto. L'asta va a buon fine, l'ex Cinema Teatro venduto a Opicina, cedute 2 caserme, sono le strutture militari di Stramare e Draga Sant'Elia, il vecchio teatro sull'altipiano ai privati per 250.000 euro. Le alienazioni del demanio in Friuli Venezia e Giulia. Qui vediamo l'ex Cinema Teatro Belvedere di Opicina e in basso qui a sinistra l'ex caserma di Draga Sant'Elia. Andiamo ancora avanti, sempre sul Piccolo di Trieste, scorrendo l'inserto che trovate oggi sul weekend, su tutti gli appuntamenti del weekend. Si torna a parlare dei lavori all'ex Pavan. Parte il cantiere, la nuova palestra operativa nel 2026. Imprese all'opera nel futuro polo sportivo a San Giacomo. Sarà omologato CONI e fruibile anche dalle scuole della zona. I nuovi parcheggi da individuare all'interno del Rione, l'opera PNRR. Da Rolex per il battiscafo Trieste 25.000 euro e l'orologio d'epoca. Nella ricerca di sponsor per realizzare la copia dell'imbarcazione il Comune ottiene il supporto del colosso svizzero. Qui vediamo una foto del leggendario battiscafo Trieste catturato appunto in una fotografia d'archivio. A Rozzol Melara, scooterista di 86 anni centrato all'incrocio, rimasto coinvolto in uno scontro avvenuto ieri mattina al quadrilatero di Melara. Erano le 11:54, dalla centrale operativa della polizia locale è arrivata la richiesta di intervento per un incidente stradale con feriti all'incrocio tra le vie De Marchesetti e Pasteur. Non risultano fortunatamente feriti, oltre appunto all'86enne che era fermo allo stop. Alla guida del veicolo commerciale Fiat si trovava un 36enne. Si è limitato insomma allo scontro fortunatamente ai danni ai soli 2 mezzi. L'ambasciata italiana sblocca l'iter per il rimpatrio della salma di Babici. I familiari del giovane di Opicina morto a Bangkok vogliono conoscere le cause del malore fatale. L'avvocato Primo dice: speriamo che la Procura della Repubblica abbia aperto un fascicolo sul caso. Il legale è ottimista e parla di decisione imminente, ma servono i tempi tecnici. Il padre e l'amico che ha rinvenuto Matteo esanime nella stanza dell'hotel sono in Asia. Ruba articoli sportivi, i carabinieri lo fermano e gli trovano la droga. È successo l'altro giorno al centro commerciale Montedoro. In viale Miramare liquido da un bus, lo spandimento del liquido antincendio in viale Miramare di un autobus di Trieste Trasporti ha richiesto l'intervento della polizia locale. Linea Trieste Grado, via Mare, armatore si fa avanti con APT, la proposta di una compagnia dopo la gara andata deserta. 2
due compagnie si sono fatte avanti per gestire rispettivamente la linea marittima Trieste-Grado e poi la Grado-Lignano. La PT ha iniziato ora la verifica tecnica e se tutto sarà regolare tra un paio di settimane dovrebbe arrivare il via libera all'affidamento del trasporto marittimo per le due tratte in questione. Anziano consegna bancomat e PIN, truffatore incastrato da un tassista. Il 90enne derubato in casa a Gretta da un giovane campano, tradito dal cellulare e poi riconosciuto. Qui vediamo un truffatore a uno sportello bancomat di Trieste. Il processo per la piaga telefonica del falso incidente. Anche qui l'ennesimo caso, raggirato e convinto a svuotare il suo conto e ieri noi vi abbiamo dato conto della nuova campagna in vari luoghi, tra cui anche le biblioteche, dei carabinieri, da parte dei carabinieri per scongiurare il pericolo di queste truffe che si fanno sempre, truffe agli anziani in particolare, ma non solo, che si fanno sempre più aggressive. Non so se è possibile rivedere il nostro servizio realizzato proprio anche con le immagini che ci sono state fornite dai carabinieri di Trieste di un'operazione che ha smascherato una serie di truffatori proprio di questo tipo. Vediamo. Continua la campagna di prevenzione e repressione del fenomeno delle truffe contro gli anziani, svolta dai carabinieri del Comando Provinciale di Trieste, ferma restando l'attività di contrasto di carattere repressivo e quindi il piano investigativo giudiziario. Secondo i militari dell'Arma, molto può e deve essere fatto a livello preventivo, con il coinvolgimento di diversi attori sia sociali che istituzionali, anche attraverso una continua opera di sensibilizzazione, incontrando gli anziani nei loro luoghi di ritrovo, per spiegare le principali tecniche, i raggiri usati dai malfattori per entrare nelle case, come poter fronteggiare i rischi e quale comportamento assumere in caso di situazioni sospette. Nei prossimi giorni sono quindi in programma nelle sedi delle biblioteche comunali di Trieste alcuni incontri tenuti dai comandanti di stazioni di Trieste, Via dell'Istria e Borgo San Sergio. Si comincia da Biblioteca Marinelli Melara il 4 aprile alle 10 per proseguire poi l'11 aprile alle 17 alla Biblioteca Mattioni Borgo San Sergio e il 15 aprile alle 10:30 alla Biblioteca Gambini San Giacomo. Allora, ancora sul piccolo, escursioni e laboratori, ne parlavamo l'altro giorno con il sindaco di San Dorligo della Valle. La Val Rosandra si svela aspettando il Premuda. Domenica il primo appuntamento dell'anno a San Dorligo della Valle, sono già numerose le camminate organizzate gratuite, escursioni, conferenze e laboratori, tutti a titolo gratuito. Prenderà il via domenica con il primo appuntamento dell'anno la stagione degli eventi che avranno come teatro naturale la riserva della Val Rosandra, organizzati dal Comune di San Dorligo della Valle, che è il gestore della vallata, di concerto con la Regione, il cui contributo permette l'allestimento di tutte le iniziative. Gli appuntamenti sono destinati a un pubblico molto vasto e a breve i visitatori potranno beneficiare anche del ritorno all'attività del rifugio Premuda, la cui riapertura è prevista entro Pasqua, ci diceva il sindaco, dovrebbe essere il 10 aprile, o insomma più o meno in quella data. Allora andiamo invece al Corriere della Sera e vediamo le notizie di carattere internazionale. L'abbiamo già visto prima ampiamente, insomma, nella nostra rassegna stampa. Trump celebra i dazi universali, all'Europa il 20%, si parla naturalmente ancora di dazi e ieri anche a Trieste si è parlato di dazi con un'iniziativa della CISL, della FAI CISL, che si occupa del comparto agroalimentare e non solo. Si è parlato appunto dei dazi e delle preoccupazioni per il mercato delle nostre esportazioni. Allora rivediamo insieme il servizio. Dazi statunitensi e caporalato, ma in realtà molto altro ancora. Oggi al congresso regionale FAI CISL dal titolo Alimenta il futuro, partecipazione e sostenibilità lavoro. La sezione FAI, Federazione Agricola, Alimentare, Ambientale e Industriale Italiana, è coinvolta a pieno titolo dalle dinamiche internazionali relative ai dazi americani e in particolare il Friuli Venezia Giulia, che ha una forte propensione all'export proprio verso gli Stati Uniti. L'export regionale verso gli Stati Uniti d'America si può girare intorno a un valore di 167 milioni di euro. In particolare abbiamo prodotti DOC, DOP, vini, formaggi, prodotti trasformati. Certo che se stasera Trump dovesse decidere di applicare realmente questi dazi,
creerebbero decisamente non pochi problemi alle nostre realtà produttive. L'Europa, qualora fossero introdotti dazi di questa natura, ovviamente deve trovare delle strategie, e anche le aziende, se vogliamo mantenere aziende e occupazione nel nostro paese, e quindi individuare nuovi mercati emergenti come il Mercosur, i mercati del Sud America, i mercati asiatici o quelli indiani, che sono economie in fase di crescita, di sviluppo. Molti gli argomenti sul tavolo del congresso odierno, con annesse votazioni dei ruoli collegiali. Fra i temi centrali c'è quello del caporalato, della formazione, della mancanza di manodopera, con riflessi diretti e indiretti sul capitolo dell'immigrazione, e soprattutto la sicurezza sul mondo del lavoro. Va affrontato soltanto con un'adeguata educazione e cultura della sicurezza, dalle scuole e fino nei luoghi di lavoro, con formazione, con coinvolgimento, con anche investimenti, cosa che le aziende stanno affrontando nell'adeguare sempre di più le macchine attraverso la tecnologia. Allora, torniamo ancora sul giornale per vedere proprio le reazioni ai dazi che effettivamente sono stati annunciati dal presidente statunitense Mattarella all'Unione Europea. La risposta sia compatta. Meloni dagli Stati Uniti una misura sbagliata. Insomma, c'è davvero una levata di scudi contro questo provvedimento. La Presidente del Consiglio: faremo di tutto per trovare un accordo, ha detto Giorgia Meloni. Il colle, il ruolo di Palazzo Chigi con Washington e l'analisi, il retroscena. Il ministro Tajani, del ministro degli esteri: il governo non lascerà indifeso il sistema produttivo italiano. La Premier decide le mosse, i rischi sono pesanti, dice. Vedrà Vance l'idea della video call con Ursula von der Leyen poi negli Stati Uniti. Questo è il programma della Premier Meloni. Perderemo il 10% di ricavi, alcuni prodotti reggeranno, questa è la previsione dell'agroalimentare, l'abbiamo appena visto. Nell'acciaio noi dal 2018 subiamo i dazi, la Cina invaderà i mercati. Automotive, l'export vale 5 miliardi, ci sono danni indiretti. Ancora farmaceutica, nessun impatto specifico, affidiamoci al negoziato. Insomma, sono diversi gli impatti sulle diverse produzioni italiane e europee. Le mosse su Big Tech che von der Leyen userà come pistola al tavolo dei negoziati. Il pacchetto sarebbe pronto tra 2 mesi, intanto si tratta. Qui vediamo Ursula von der Leyen, ci attacca per paura, dice. Oggi ci sarà l'intervento della Presidente della Commissione. L'Unione Europea è unita, alle prime reazioni dall'Europa. Ancora sempre sul Corriere, invece in primo piano ancora i femminicidi. Ilaria accoltellata e chiusa in una valigia, il fidanzato l'ha uccisa con i genitori in casa. Roma, i sospetti sui familiari di lui presenti quella notte. I tentativi di depistaggio, il corpo lasciato in un dirupo. Gli atenei in prima linea contro la violenza, vediamo l'intervista alla rettrice Polimeni, la vicenda, la scomparsa 9 giorni fa, il ritrovamento a Capranica, le indagini e la svolta. Qui vediamo l'omicida, i messaggi inviati agli amici con il telefonino di lei: sono partita ma ritorno. La confessione poi del 23enne davanti ai PM: chiedo scusa. Mi abbracciò e disse che era preoccupato per la sorte di mia figlia, lui era tranquillo, il padre e la menzogna dell'assassino. La madre di Pamela rivive l'incubo, paghi senza sconti. Alessandra Verni: spero che l'omicida vada subito in galera, niente processi infiniti, chiede la mamma di un'altra vittima. Il killer: pensavo che Sara mi ricambiasse per il jeep, la madre voleva aiutarlo a fuggire. A Messina il delitto della studentessa, il compagno di corso confessa ma non rivela movente e arma del delitto. Qui vediamo i fiori lasciati sul luogo dell'omicidio. Ancora sempre anche qui un'intervista: non mi ha mai detto di lui, era accogliente con tutti, ha sottovalutato i rischi. La mamma parla: se avessi intuito qualcosa l'avrei fatto denunciare, avrei spinto mia figlia appunto a denunciare quell'uomo che poi l'ha uccisa. Torniamo alle notizie di casa nostra, le notizie del piccolo, e andiamo alla pagina sportiva. Invece vediamo la notizia che abbiamo dato anche noi ieri sera: le strade si separano,
A fine stagione si chiuderà l'avventura di Christian a Trieste, tornerà negli Stati Uniti dove allenerà in NCAA a Bryant University. Siamo solidali con la scelta di tornare a casa dalla sua famiglia, ha detto Paul Matjasic, presidente e proprietario della Pallacanestro Trieste. Continuiamo a cercare l'eccellenza in questo campionato. Insomma, se ne andrà Jamion Christian alla fine di questa stagione e non prima, però tornerà appunto a casa, tornerà negli Stati Uniti. Vediamo ancora nell'inserto, come vi dicevo prima, che trovate oggi sul giornale per il weekend, tutti i suggerimenti insomma di possibili anche gite fuori porta o in città. C'è un interessante approfondimento su Trieste proprio, 3 bastioni e un orizzonte, un articolo di Margherita Reguitti. Trieste, il castello di San Giusto tra storia e panorami, la cattedrale con la labarda, il lapidario e i camminamenti, il museo Winkelmann, la basilica forense, il monumento ai caduti della Grande Guerra e il parco della Rimembranza. Qui trovate appunto tutto questo approfondimento sui castelli, sul castello in particolare di San Giusto, la zona della cattedrale, insomma tutta la zona di San Giusto. Ancora sempre all'interno dell'inserto del weekend, sulle colline dei Ciliegi, l'incanto della fioritura in primavera, gli itinerari da percorrere del nord-est. Ancora i bagni di foresta nelle valli del Natisone per vivere esperienze immerse nel verde. Poi ancora gli italiani secondo Bruno Barbei negli anni del miracolo economico alla Galleria Harry Bertoia di Pordenone fino al 4 maggio. Insomma, vari suggerimenti per il weekend per quanto riguarda le escursioni, il tempo libero, ma anche la cultura. Allora ci dobbiamo fermare per una piccola pausa pubblicitaria, ci rivediamo subito dopo con il nostro primo ospite, sarà il consigliere regionale Carlo Grilli di Idea Giuliana. Fra poco. Bentornati in diretta, 8:04 del mattino, eccoci ancora in diretta con voi a Sveglia Trieste e salutiamo subito il consigliere regionale Carlo Grilli, Idea Giuliana. Buongiorno, ben arrivato. Buongiorno Laura, buongiorno a tutti i telespettatori, consentitemi di mandare gli auguri a Marina, una nostra cara amica, una vostra telespettatrice di Borgo San Sergio che oggi compie gli anni. Allora auguri anche da parte nostra assolutamente a Marina, grazie. Allora si è parlato, ho detto di Idea Giuliana e si parla fra poco degli stati generali, prima volta del sì. Movimento, non partito, sì, diciamo così. Sì, il nostro movimento. No, movimento sì, politico. un anno fa, esattamente un anno fa, il 5 di aprile, iniziamo questa avventura sotto forma di associazione. Oggi siamo circa un'ottantina di persone già iscritte e quindi sembrava corretto che si facesse un punto della situazione. Nel frattempo, durante l'anno, si è costituito la lista civica vera e propria, per cui, avendo già 2 consiglieri comunali che sono Roberto Cason e Mirko Martini e 8 consiglieri circoscrizionali che sono un po' coordinati da Giorgio Cecco, ormai siamo una forza di governo della città a tutti gli effetti. Quindi sembrava opportuno fare un po' il punto della situazione, invitando anche gli alleati e quindi ormai cominciare un percorso. C'è una cosa a cui tengo particolarmente, che è un po' una novità, credo, nel panorama degli incontri politici. Avremo un'animatrice che terrà compagnia dei bambini, perché Idea Giuliana è molto famiglia. Abbiamo molte famiglie che hanno aderito al nostro movimento e quindi ci sembrava giusto che tutti potessero partecipare in assoluta serenità e quindi abbiamo organizzato anche un luogo vicino, naturalmente lì attaccato
al posto dove faremo gli incontri, dove faremo i nostri discorsi, e che sia adeguato proprio per far sì che i bambini possano restare lì con noi in maniera tranquilla. È un qualcosa un po' di diverso, ma secondo me è molto significativo, in quanto riteniamo che se noi dobbiamo lavorare per il futuro dei nostri figli, è giusto che anche i nostri figli ci accompagnino anche in queste situazioni. Insomma. È una bella iniziativa. Allora, Stati Generali il 12 aprile in Sala Xenia abbiamo già attraverso i nostri canali social abbiamo già comunicato questa nostra volontà. Dalle 10 a mezzogiorno saranno 2 ore in cui racconteremo cosa l'Idea Giuliana ha fatto in questo anno e soprattutto cosa intende fare per il prossimo futuro e soprattutto per gli appuntamenti elettorali che arriveranno e che ci dovranno vedere assolutamente pronti. Allora, abbiamo una telefonata subito, quindi la sentiamo. Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno a voi e grazie per il tempo che fate dedicare a tutto la cittadinanza. Ho una domanda da fare al suo ospite. La domanda è: cosa pensa dei dazi americani, considerando che se io carico un container con 10.000 euro e lo mando in America pago 25 euro di dogana, se lo stesso container con lo stessi prodotti li mando dall'America verso l'Italia pago 4.000 euro di dogana su 10.000. Voi pensate che in Italia e in Europa abbasseranno le tasse per quanto riguarda i dazi americani che fino ad oggigiorno sono stati penalizzati? Questa è la lettura del signore che ha telefonato. Allora, grazie, buona giornata, grazie di aver chiamato. Volevo anche far vedere la vignetta, perché possiamo anche un po' sorridere, anche se sicuramente è preoccupante la situazione. Vediamo la vignetta di Marco Englaro. Hai sentito Trump? Adesso sono proprio tutti dazi nostri. Vabbè, credo che Englaro abbia riassunto. Allora, non lo dico io, lo dicono gli economisti, cioè i dazi effettivamente sono un aggravio che non fa bene, io credo, nemmeno all'economia americana. Certamente i prodotti che arrivano dall'Italia sono prodotti di altissima qualità, di alto valore aggiunto, e il mercato americano è un mercato che ha un impatto non soltanto sull'Italia ma sull'Europa molto, molto forte. Io voglio sperare che questa sia una sorta di provocazione per poi arrivare ad una convergenza di intenti, anche perché i mercati globali ne risentono di questa situazione. Allora io comprendo la volontà di mantenere alta l'attenzione sugli introiti americani, ma ritengo che sia un danno anche per loro. E quindi oggi come oggi in un mercato globale abbiamo bisogno che i nostri prodotti possano girare in maniera molto, molto libera, perché il mondo si è ristretto da un punto di vista dell'economia globale, e quindi vedremo che ripercussioni avrà questa situazione, perché non credo che attivare i dazi americani per poi dopo attivare i dazi europei diventa una corsa, io credo, a farsi del male. Una guerra commerciale. Io ritengo non fa bene che a nessuno, le nostre ambasciate, il nostro governo debba intervenire in maniera pesante su questa situazione a livello europeo e far sì che poi si arrivi ad una convergenza di intenti che riporti un equilibrio, cosa che in questo momento evidentemente non c'è. È un qualcosa che interessa molto i nostri telespettatori. C'è un'altra mail. Buongiorno, entrano ufficialmente in vigore i dazi americani, ci scrive Vadim, nei confronti di tutto il globo terracqueo, una mossa che infliggerà danni ingenti al tessuto commerciale della nostra regione. Questo rappresenta un'ottima occasione per i nostri governanti per dimostrare come si difende il tanto conclamato interesse nazionale contro il teppismo commerciale, così si
così lo definisce, di chi ci considera dei truffatori e parassiti, insomma questa è l'opinione del nostro telespettatore. Allora io credo che i prodotti europei, soprattutto i prodotti italiani, abbiano un altissimo valore aggiunto e i mercati ne hanno bisogno, tanto è vero che la nostra tecnologia è sparsa in tutto il mondo e ritengo che ne abbiano bisogno. Voglio pensare che si arrivi poi ad una convergenza, lo ripeto, perché non fa bene a nessuno. Allora, un'altra telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno Laura, sono Diego. Diego, buongiorno. Buongiorno. Allora, al consigliere regionale Carlo Grilli io volevo porre una domanda. Ecco, l'assessore il consigliere sicuramente ben conosce le dinamiche del comune e ben conosce anche le problematiche sociali collegate alla città. Ecco, in questo senso io volevo chiedere qual era il suo parere sulla volontà del sindaco di rifare Piazza Unità con un esborso notevole per il comune e con un impegno anche di lavori protratti nel tempo per diversi mesi. Ecco, volevo chiedere se secondo lui questa volontà, questa visione del sindaco era corretta e prioritaria rispetto a quelle che potrebbero essere esigenze forse più importanti dal punto di vista sociale di parecchi cittadini qui a Trieste. Io con questo vi ringrazio e vi auguro una buona giornata. Grazie Diego, buona giornata. Buongiorno Diego, la domanda è interessante e mi consente anche di chiarire alcuni elementi. Non bisogna confondere i fondi che gli enti locali hanno e che sono divisi in conto capitale e che servono per costruire fondamentalmente le cose, e in fondi in conto corrente che invece servono per erogare i servizi. Sono due capitoli a parte che non possono essere confusi, e quindi il rifacimento di Piazza Unità verrà svolto con fondi in conto capitale. Io credo che non soltanto abbellire la piazza, ma renderla agevole sia un elemento importante. È il nostro primo biglietto da visita. I turisti che vengono, ma anche i triestini fondamentalmente, vedono in Piazza Unità quello che è un po' l'emblema della città, assieme al Castello di San Giusto, alla Basilica San Giusto, al Castello di Miramare. Insomma, sono i tre elementi che di fatto caratterizzano la città. In un momento in cui la città corre anche da un punto di vista turistico, ma non solo, io credo che abbellire la città e renderla fruibile sia un elemento di attrazione. Questa attrazione porta fondi, porta investimenti, porta turismo, quindi porta denaro corrente a far sì che poi possano venire erogati determinati servizi. Trieste sul campo del sociale è una città che è un patrimonio culturale, prima ancora che economico, nell'erogare i servizi, e anche visto che dal punto di vista demografico noi abbiamo una città che è molto anziana, quindi impone determinati tipi di servizi che altre città metteranno in campo fra qualche anno, addirittura una decina d'anni. Ecco che Trieste viene vista dal resto del paese come uno strumento, come un laboratorio di attenzione all'anziano, in questo caso molto importante. Credo quindi che per attivare tutti questi servizi c'è bisogno di denaro corrente. Il denaro corrente arriva certamente dalle tasse dei cittadini, ma anche dal movimento economico che la città può offrire, e io credo che non soltanto il rifacimento di Piazza Unità, ma soprattutto l'attivazione di quel polmone che sarà il Porto Nuovo, dove attirerà, io credo, industrie smart, situazioni relative legate al mare, e quindi anche una crescita anche da un punto di vista del numero di cittadini che popoleranno Trieste, possa essere un viatico molto forte per quelli che potranno essere i servizi da erogare, che sono sempre più importanti, sempre più delicati e che coinvolgono un numero sempre maggiore di persone.
Allora, ci sono altre mail che dobbiamo leggere. C'è la mail del signor dunque Stefano che ci chiede: sentiamo parlare continuamente nei discorsi politici di famiglia, un tema importante, no? Anche proprio per Idea Giuliana, diceva prima, eppure le famiglie reali, quelle fatte di madri che lottano per conciliare lavoro e vita privata, di padri che vorrebbero ma non possono essere presenti, di bambini e bambine privi di servizi essenziali, restano fuori, dice il signor Stefano, dalle priorità del paese. Manca sempre più il sostegno alle famiglie? È una domanda questa che fa Stefano. Non lo dico io, la famiglia è il nucleo principale dal quale parte tutta la comunità, ed è chiaro che è una situazione che va attenzionata, supportata e sostenuta. La Regione Friuli-Venezia Giulia, ma ne parlava l'altro, credo ieri, proprio l'assessore Rosolén sta mettendo a disposizione tutta una serie di fondi proprio a sostenere i percorsi genitoriali, quindi ritengo che da questo punto di vista, certamente con i nostri limiti, certamente con ancora delle migliorie da fare, credo che Friuli-Venezia Giulia sia una città sia una regione che metta a disposizione un'attenzione particolare. Sarà una piccola cosa, ma anche il fatto che noi come Idea Giuliana riteniamo di mettere a disposizione un servizio proprio per far sì che i bambini possano restare anche durante il nostro momento di incontro, è un segnale di attenzione, io credo più culturale che oltre che pratico, proprio a segnalare quanto per noi la famiglia sia importante. E credo che vada sostenuta. Poi è vero che certamente non si riesce sempre a conciliare il tempo del lavoro con il tempo della famiglia, ma questo, guardate, è sempre successo. Cioè, io sono figlio di ristoratori, mamma e papà erano sempre sul lavoro, quindi è una cosa che nel momento in cui il lavoro c'è, e grazie a Dio che ci sia, perché oggi una famiglia deve per forza di cose avere tutti e due le persone che lavorano, quindi quando ci sono ci deve essere sicuramente un'attenzione e anche un gioco di squadra. Oggi il ruolo di mamma e papà si cambia velocemente, quindi è passato ormai, no, lo stereotipo della mamma che sta a casa con i bambini. Oggi mamma e papà stanno a casa con i bambini quando il lavoro glielo consente e quindi anche i bambini sono abituati ad avere questo interscambio, che poi tra l'altro, ripeto, io credo faccia anche bene. Stare con i bambini è sempre un momento di gioia, anche se di forte impegno, anche di stanchezza, per non parlare poi del ruolo dei nonni. I nonni sono una figura essenziale, ma io lo vedo poi nella mia famiglia. Abbiamo due bambine, una di 8 e una di 4, che hanno portato non soltanto gioia ma anche un'iniezione di gioventù a tutta la famiglia, perché quando arrivano diventiamo un po' tutti bambini e ci mettiamo a giocare con loro. Poi dopo la schiena ci ricorda che l'età è diversa, però insomma, viviamo in tempi sicuramente complicati, non è facile e non lo nascondo. Quello che a me preoccupa particolarmente è la condizione degli adolescenti in questo momento. È una condizione che va attenzionata in maniera particolare, perché è un momento straordinario della vita delle persone, ma è anche un momento di grandissima fragilità, e lo vediamo anche tutti i giorni, purtroppo qualche volta anche sulle cronache. Purtroppo anche sulle cronache, un po' tutto è stato esasperato. Il Bullo Garofalo ci racconta che situazioni di bulimia e di anoressia colpisce bambini, direi, perché insomma 12-13 anni sono ancora dei bambini, sia maschi che a femmine, quindi sono situazioni molto delicate che portano certamente anche un fortissimo dolore, ma che hanno bisogno poi di risposte concrete nei confronti della ricostruzione di quello che è un percorso di autostima di questi ragazzi in un momento molto difficile della loro età. Della loro età, della loro vita, e forse in una società che non è pronta
ad accogliere queste nuove esigenze, no? Certo, in modo veloce. Diciamo che oggi il grande compito anche della politica è quella di interpretare, se non addirittura Dio volesse anticipare, quelli che sono poi i fenomeni che incontriamo durante il nostro corso, no, nei confronti della comunità, quindi situazioni di gravità rispetto a questo tema, come stiamo vedendo anche cambiando poi completamente scenario nei confronti dell'attenzione degli anziani che sono vittime di truffe, ma fondamentalmente il tema principale è la solitudine. Quindi oggi una parola detta in maniera un po' più affettuosa subito fa sì che la persona anziana, magari fragile, che non ha magari, che ha pochi contatti, si possa anche far no, circuire, esatto. E quindi poi vediamo cosa purtroppo quello che accade. Che sta succedendo anche se dobbiamo anche dire che nella nostra città i servizi proprio di attenzione a quello che è il circuito diciamo degli anziani è un circuito molto forte, però molto certamente ci sono dei coni d'ombra in cui magari non si riesce ad entrare e che quindi possono essere anche purtroppo foriere di situazioni complicate. Ed è là che si può ancora intervenire. Allora, una telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Sì, buongiorno, io mi chiamo Laila Ieva. Chiamo per raccontare un po' la mia storia familiare, ma anche come delegata della CGIL. Dica pure. Perché in questo momento con la mia mamma che ha 83 anni ed è da tempo ammalata da parkinsonismo, noi abbiamo cercato di tenerla a casa il più possibile come figlie, perché comunque ho anche una sorella, quindi abbiamo cercato di aiutarla. A un certo punto ci siamo resi conto che questa cosa non poteva andare avanti, inutile che vado a spiegare, si sa cosa porta a queste malattie degenerative, e quindi abbiamo fatto tutto quello che la burocrazia ci ha permesso di fare, quindi parlo di FAP per poterla tenere a casa, non siamo mai neanche entrati in lista, parlo di abbattimento della retta perché a un certo punto abbiamo deciso di metterla in una casa di riposo comunale, abbiamo problemi economici, perché sappiamo benissimo quanto costa una retta e quindi da questo io vi posso dire che negli ultimi 2 mesi e mezzo abbiamo provato a bussare a tutte le porte e non ci è stato riconosciuto assolutamente niente. La mamma domani verrà dimessa dalla RSA, abbiamo trovato una casa di riposo che ce l'accoglie e abbiamo dovuto vendere la casa, certamente con il suo consenso, e questa è la nostra storia. Lascio solo immaginare a livello emotivo cosa può succedere. Io so che Trieste è stata un'eccellenza negli anni, lo so per certo, però devo dire che questa eccellenza purtroppo non esiste più. Io ho bussato a tutte le porte, io, mia sorella, la mia famiglia, ma questo praticamente è quello che ci è successo. Quindi io questo dico, sono io, c'è mia sorella, c'è una struttura familiare dietro, abbiamo trovato persone che comunque si sono ritrovate nella nostra condizione, che ci hanno aiutato anche a livello burocratico. Io quello che mi chiedo a questo punto, e mi ritengo fortunata, perché ho potuto vendere la casa, il piccolo appartamento di mia mamma. Io dico questo, ed è cose che vediamo ogni giorno, sono cose che vediamo ogni giorno. Le persone sole che devono affrontare burocrazia, passaggi e tutte queste cose, guardate che si lasciano morire, e questo succede, lo so. Approfitto per dire che domani saremo in piazza con la CGIL per parlare di sanità, per proporre cose, non per lamentarci e basta, ma per proporre perché le cose devono tornare, o perlomeno le cose che andavano bene devono tornare come prima. Tornare ad andare bene, insomma. Tornare ad andare bene, questa secondo me è la parola chiave. Grazie di averci raccontato la sua esperienza, dalla quale traspare molto, molto dolore, molto anche impegno. Mi permetta anche se virtualmente di abbracciare lei e la sua mamma, perché il grado di emozione credo si percepisce dalla telefonata,
e mi dà l'occasione intanto per ribadire la bontà di un mio emendamento in Regione che farà sì che verranno aperti degli sportelli qua a Trieste, proprio per eliminare quella corsa, quel battere tante porte che la burocrazia impone, e quindi ci sarà questo sportello che guiderà le persone, soprattutto le persone fragili, no, ad ottenere ciò che è possibile, e visto che la Regione Friuli Venezia Giulia comunque mette a disposizione diverse cose. Certamente l'affrontare queste tematiche burocratiche in presenza di una mamma che sta male e che quindi da punto di riferimento della famiglia diventa la parte fragile della famiglia, è un qualcosa che emotivamente colpisce, ed è normale che sia così. Ci siamo passati, vista anche la mia età, ci siamo passati un po' in tanti, e anch'io non sono stato esente da questa situazione, per cui posso comprendere assolutamente la fatica e anche il dolore che si prova nell'affrontare questi percorsi. Mi auguro che intanto possa risolvere. Io ritengo che chi manifesta anche in piazza in maniera aperta abbia tutto il diritto di farlo, se ritiene che sia per una cosa giusta, ma abbiamo Gulotta in linea? Sì, adesso vediamo che si sta preparando. Quindi io mi auguro che intanto la signora possa risolvere nel minor tempo possibile questa situazione, e ripeto, l'abbraccio con emozione, perché si sentiva davvero la grande fatica che state vivendo in questo momento in famiglia. Una grande fatica che comunque è anche sentimenti che sono comuni a tante persone, lo ricordava giustamente il nostro ospite. Allora, ci dicevano appunto che è pronto forse il nostro Bernardo Gulotta, ancora no, fra poco forse avremo il collegamento, credo, da Ronchi dei Regionari, adesso vediamo di perfezionarlo. C'è un'altra telefonata in arrivo, subito la sentiamo immediatamente, poi dovremo andare in pubblicità. Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a lei. Buongiorno. Prego, buongiorno. Posso parlare Sore Grilli? Buongiorno signora. Buongiorno. Mi allaccio la signora di prima. Io mio papà ha 97 anni, ipovedente. Ho già chiamato altre volte con Grilli. Sono sempre io che chiamo. Sì. Allora, succede questo. Buongiorno. Mio papà ha 97 anni e anche ipovedente. Signora, mi scusi, dovrebbe abbassare il volume della sua televisione, altrimenti sente il ritorno. Va bene. Allora, mi serve, ho fatto tutto quanto all'INPS per la civile per lui, no? E qui mi chiedono per Corsina, 6 arzelle, mi chiedono la fidanzata, mi chiede la vita civile, il documento da tirare all'INPS, diciamo, ecco, personalmente, io personalmente. Mi sembra assurdo andare personalmente, abito a Gorizia, io quindi ho già avuto un ictus, quindi non riesco a fare tante cose, no? E neanche la struttura può accedere a questi documenti, io personalmente con la delega. È possibile, diciamo, perché comunque nel 2005 tutto per computer, anche l'EPA che hanno mandato la lettera nel medico legale, non mandano niente, io personalmente, è possibile questa cosa qua, Sore? Non so, dico io. Guardi, allora io onestamente non so, intanto buongiorno, e vista l'età che ha mi permetta davvero di congratularmi per la sua anche battagliera telefonata. Guardi, se lei mi consente e consente alla redazione di lasciarmi il numero di telefono, io in mattinata mi permetterò di disturbarla e capiamo meglio come affrontare questa situazione, perché così diventa un po' complicato. No? Certo. Allora io credo che o con una delega o con qualcuno che lei chiaramente non avrà l'amministratore di sostegno, penso, perché o sì? Diciamo, ecco. Ha l'amministratore di sostegno, signora? No. Bene. Lui è lucido di mente.
Bene, allora niente, ci sentiamo dopo se mi, per capire insomma cosa se si mi può consente fare. la chiamo io e poi magari vediamo di capire come affrontare il percorso. Grazie Va bene? signora, Buongiorno grazie. signora, buongiorno. Auguri, davvero, insomma speriamo di poter sbloccare la situazione. 97 anni è una voce molto Ecco, giovanile. è vero. Allora, io ora devo dare la linea alla pubblicità, fra poco ci collegheremo anche con il nostro Bernardo Gulotta, poi leggerò anche alcune delle mail che sono arrivate numerose al nostro indirizzo, fra pochissimo. Bentornati in diretta a Sveglia Trieste, 8:35 del mattino, siamo sempre in compagnia del consigliere regionale Carlo Grilli, qui con noi che sta rispondendo alle vostre telefonate, ce n'è una proprio in arrivo in questo momento, allora la sentiamo. Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno, sono la signora Mara, volevo Mara, buongiorno. dire una cosa. Allora, signora, può abbassare gentilmente l'audio della sua televisione? Sì, mi scusi. Niente, perché così ci sentiamo direttamente attraverso il telefono. Grazie. Allora, buongiorno innanzitutto. Volevo dire una cosa. Io venerdì sono andata per prendere l'appuntamento per una densitometria. Ecco, mi hanno dato, mi davano l'appuntamento in dicembre a Gorizia. Facendo il privato, pagando 107 euro, oggi pomeriggio vado a fare la densitometria a Catinara. Allora, dare tanti soldi come che sono stati dati, prima 180, adesso 120, agli extracomunitari minorenni, ma perché non pagate i medici, gli infermieri che danno anche l'anima nei pronto soccorsi, nei reparti? Questa è una cosa veramente schifosa. Non solo, ma ho sentito che a 18 anni lo sbattono fuori e basta, visto che non prendono più soldi, questa persona gironzola a vuoto. E non capisco queste cose, veramente sono cose indecenti. Dare 3.600 euro, che sarebbero praticamente 3 stipendi di un operaio normale, a persone che vengono da fuori, non mi sembra giusto. Capisce? Ecco, i minorenni non si possono rimpatriare. Perché? Perché non hanno una famiglia, non hanno niente. Però, visto che tutti questi che vogliono, perché non se li portano a casa e li mantengono loro? Scusi, sa? Allora, ringrazio, scusate. Grazie Mara, buona giornata. Insomma, questo è lo sfogo della signora sulla questione, associa due temi diversi, no? Allora, intanto buongiorno signore, i temi sono diversi, però diciamo che nel cittadino comune possono far gridare vendetta, no? Perché effettivamente dover pagare una situazione in privato per non avere un servizio pubblico e dopo leggere di questi dati, però purtroppo nelle cose non sono così semplici e sono effettivamente due temi che sono completamente diversi. Noi abbiamo una legge che impone ai comuni di sostenere questi ragazzi che arrivano da altri paesi. Certamente la Regione Friuli Venezia Giulia in questo momento sta legiferando, è appena stata emanata una legge che mette un tetto di numeri attraverso i quali la Regione Friuli Venezia Giulia può gestire un determinato numero di minori. Però il tema dei minori e il tema della sanità sono due temi completamente differenti e vanno affrontati con misure diverse. Allora, è vero che i nostri professionisti sanitari hanno sicuramente dei compensi che sono troppo bassi da un punto di vista del pubblico ed è un'attività che sia il Presidente Federica sia l'assessore Riccardi stanno spingendo nei confronti del governo nazionale proprio per adeguare questo tipo di compensi, ma anche di alimentare quelli che possono essere anche delle salite di grado nei confronti di questi professionisti che chiaramente nel privato hanno più possibilità, no, di lavorare. Quindi è chiaro che con due macchine diverse, no, si deve ragionare con due elementi differenti. Però è vero, cioè, diciamo che oggi
un esborso per questi ragazzi è assolutamente alto. Sul fatto che poi a 18 anni vengano abbandonati a se stessi bisogna capire di cosa stiamo parlando. Se sono minorenni che arrivano nel nostro comune, vengono sostenuti dal nostro comune, questi ragazzi non vengono abbandonati a se stessi, ma intanto finiscono il loro percorso scolastico e di lavoro degli enti gestori è proprio quello poi di inserirli all'interno di un circuito produttivo, laddove si fermano nel nostro territorio. Diverso invece è il tema dei ragazzi che arrivano da altre regioni e sulle quali noi abbiamo veramente pochi strumenti per agire, e su questo io credo che ci sia bisogno anche di un cambio non soltanto gestionale ma addirittura di un cambio normativo, cosa che io stesso avevo già affrontato e già invitato attraverso poi una lettera che avevamo costruito e che era stata firmata da tutti i sindaci del territorio del Friuli Venezia Giulia, e proprio per adeguare quelle che sono le norme in campo su questi minori, che effettivamente se gestiti bene possono essere una risorsa, ma se gestiti male possono provocare quei danni che purtroppo le cronache ci stanno raccontando. Abbiamo visto insomma nell'ultimo periodo, ci scriveva Manuel poco fa, dice oggi il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza dovrebbe decidere in merito alle zone rosse e alle eventuali chiusure anticipate. Mi auguro che queste decisioni vengano prese con buon senso. 2 mesi di chiusure anticipate sono stati devastanti per i commercianti, hanno prodotto risultati quantomeno discutibili, dice Manuel. Per questo motivo spero vivamente che tale provvedimento venga accantonato in via definitiva. Non è responsabilità dei commercianti se esiste un problema di sicurezza. Un saluto agli ospiti in studio, evidentemente insomma. Beh, è vero, diciamo che queste no? situazioni colpiscono un po' tutti, quindi io credo che il Comitato d'Ordine oggi dovrà decidere su questo fronte, tenendo presente anche dell'esperienza che è stata fatta in questi ultimi tempi. Io credo che, come sempre, dovranno trovare una quadra che ottemperi a quella che è l'esigenza di una sicurezza a livello, diciamo, del quartiere, ma anche la possibilità per i commercianti di poter lavorare in assoluta tranquillità. Una telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Sì, buongiorno, sono sempre Laila. Laila, intanto volevo ringraziarvi per la solidarietà, ma nel momento così emotivo ho dimenticato di dire una cosa che per noi come famiglia è ancora importante. Dica. In questo percorso che abbiamo fatto con la mamma noi abbiamo richiesto per ben 2 volte l'assegno di accompagnamento, che ancora ad oggi non ci è stato riconosciuto. Non abbiamo fatto ricorso perché ci è stato consigliato di non farlo, però questa cosa qua è ancora ad oggi in sospeso e quello sarebbe per noi un grandissimo aiuto dopo tutto questo percorso che abbiamo fatto. Ecco, volevo specificare questa cosa qua. Mi consenta, chiedo scusa, lei ha già interpellato chiaramente il suo medico di medicina generale? Sì, perché noi ci siamo ritrovati in un momento storico, io questo lo capisco, dove tutto so che c'è stato un po' di confusione, diciamo, ci sono delle novità e noi abbiamo interpellato il nostro medico che comunque ci è stato vicino. Poco tempo fa abbiamo fatto un'altra richiesta con un nuovo certificato, ma ad oggi non sappiamo ancora niente. Ieri ho sentito l'URP, ieri sono stata contattata dall'URP il quale mi ha detto che comunque più di questo non si può fare. Quindi di solito ci vogliono un paio, anche 3 mesi per avere... Noi abbiamo avuto la risposta tra dicembre e gennaio, abbiamo rifatto quando abbiamo potuto questo certificato tramite questo medico che non è il nostro medico di base ma un altro che evidentemente aveva la possibilità di farlo, e parliamo ormai di un mese, penso un mese e mezzo fa. Poi appunto io avevo chiamato l'URP per segnalare questa cosa, mi hanno detto che adesso dipende tutto dall'INPS, quindi le cose sono cambiate. Io mi rendo conto che siamo capitati anche per fortuna in un momento storico sbagliato forse, però... diciamo che purtroppo le malattie non scelgono i momenti storici, purtroppo quando arrivano
e generalmente anche senza bussare arrivano, come, esatto, no? esatto. Ecco, però è anche vero che l'aggravamento decorre dal momento in cui lei ha fatto la domanda, quindi siccome ci vogliono comunque un paio di mesi, io mi auguro che intanto che venga accolto e che venga riconosciuto, siccome viene riconosciuto dal momento in cui lei ha fatto la domanda, che mi sembra di aver capito a gennaio. No, guardi, no, mi sono spiegata male. A gennaio abbiamo già ricevuto la risposta che non ce l'hanno riconosciuto. Sì, però dopo lei ha fatto di nuovo, mi sembra, sì, no? Esatto. Ecco, quindi può essere che in questa situazione, magari con un vaglio più attento, le possano riconoscere, quindi io direi aspettiamo ancora questo mese e a questo punto dovrebbe arrivare la risposta e mi auguro che venga, come dire, che ci sia una risposta positiva e che quindi da gennaio voi possiate avere quel minimo di introito che vi consente anche di gestire la mamma. Chiaro. Speriamo. Vi ringrazio ancora. Un augurio, buona giornata, signora, davvero. buongiorno. Grazie, buona giornata. Allora, ha detto giustamente, insomma, le malattie non aspettano il momento giusto, non bussano. Il momento giusto, assolutamente. Ieri era la giornata dedicata all'autismo, la giornata mondiale, no? Sì. 2 aprile 2025. Sì, ieri con un gruppo di aderenti all'Idea Giuliana abbiamo fatto visita ad Outstanding, che è un ristorante a Prosecco e che ha avuto, tra l'altro, i cui titolari hanno avuto anche il riconoscimento del nostro presidente Mattarella proprio per l'opera che stanno svolgendo. È un ristorante che viene gestito con ragazzi con spettro autistico, abbiamo mangiato tra l'altro benissimo, ci siamo anche divertiti, ma era un segnale importante per far capire come i nostri ragazzi debbano essere visti come una possibile risorsa. Se sostenuti in maniera adeguata diciamo che i gestori che hanno pensato a questa iniziativa sono 2 fisioterapisti, quindi sono professionisti che con grandissima sensibilità ma anche con grandissima professionalità gestiscono questa cosa, selezionano questi ragazzi. Nell'arco di questo tempo sono riusciti ad avere 70, ci parlavano circa di 70 assunzioni a tempo indeterminato, vuoi nel loro ristorante, vuoi in altre realtà imprenditoriali. Questo sta a significare che qualsiasi persona può coronare i propri sogni se adeguatamente sostenuta. È vero. Abbiamo tutti delle potenzialità, purtroppo abbiamo tutti dei limiti, qualcuno più evidenti, qualcuno meno evidente, però siamo tutti, come dice Uccio, siamo tutti eccezionali, È vero. no? Nessuno escluso. Quindi ieri eravamo una quindicina di noi, abbiamo passato una bellissima serata, ma proprio per testimoniare quanto questo mondo che investe molte famiglie, questa condizione che investe molte famiglie è una condizione che, se adeguatamente sostenuta, se adeguatamente supportata, può dare sicuramente una risposta degna di essere vissuta, come ogni vita è giusto che sia così. È vero. Allora, una telefonata. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno signora Bucarella, buongiorno a lei e a Grilli, Nivea. Buongiorno Nivea. Buongiorno, allora io volevo dire una cosa su questa telefonata di questa signora, no? Sì. Perché ci sono pochissimi neurologi che conoscono il parkinsonismo. Il parkinsonismo non è il Parkinson, il parkinsonismo subentra una demenza proprio cerebrale, perché non circola il sangue, è un rallentamento delle funzioni normali di ogni momento. Io ho portato mio marito, che era da 2 anni prima di ammalarsi di tumore ai polmoni, in commissione invalidità. L'ho portato quando è subentrato il
il cancro, parliamo chiaro, eccolo. Allora, proprio non l'hanno neanche preso in considerazione la commissione invalidità. È una malattia che, cioè, c'era la dottoressa De Paul in servizio con l'unità, che era specializzata in queste cose, però era piena, non aveva più posti per sostenere i pazienti. Io ho dovuto portare mio marito da un'altra dottoressa che, fortuna per lei e sfortuna per noi, è rimasta in gravidanza, per cui siamo rimasti proprio sospesi. Spendevo parecchi, 27 e 28 euro alla settimana per un medicinale che ha aiutato mio marito in questi 2 anni di parkinsonismo. Però veramente io l'ho portata poi in commissione invalidità perché mi serviva un parcheggio per disabile per portarlo a fare la chemioterapia in pieno lockdown, penso che ormai lo sappiano tutti, e non hanno neanche dato questo permesso qua. Per cui veramente io penso che come regione Grilli dovreste vedere veramente come funziona questa commissione invalidità, perché non mi ricordo adesso, sono passati ormai 6 anni. Allora Nivea, mi scusi se la interrompo perché vedo il nostro Bernardo Gulotta pronto per collegarsi con noi e anche in presenza di Marco Consalvo all'aeroporto di Ronchi dei Legionari al Trieste Airport. Allora a te la linea, buongiorno Bernardo e buongiorno anche al tuo ospite. Buongiorno Laura, buongiorno a tutti i telespettatori in compagnia dell'amministratore delegato del Trieste Airport Marco Consalvo, che ringrazio. Si stanno preparando i passeggeri per questo volo inaugurale per Praga, inaugurato anche in termini diciamo celebrativi con la torta, abbiamo visto, poi ne daremo conto nei nostri telegiornali. Una destinazione strategica, possiamo chiamarla così? Sì, allora innanzitutto è una bella mattina perché c'è tanta gente, il volo pieno, 179 persone sia in partenza che in arrivo. È una destinazione bellissima sia per andare a Praga e sia abbiamo questo flusso di incoming turistico notevole, quindi siamo estremamente contenti. Poi è molto anche un collegamento anche tra virgolette iconico, collega delle città che hanno dei legami storici e culturali enormi e quindi avere il collegamento significa tanto. Ecco, un collegamento che aiuta anche a far capire la dimensione internazionale di questo aeroporto che opera sia in Italia che all'estero, però ha 2 diciamo, pacchetti Italia-estero molto solidi. Sicuramente in questi ultimi 2 anni è cambiato il profilo dell'aeroporto, quindi i nostri collegamenti internazionali oggi sono 17 rispetto ai 10 domestici. Vogliamo ancora crescere perché la connettività di questa regione, l'aeroporto svolge un ruolo fondamentale. In termini di numeri, 1.700.000 passeggeri se non sbaglio, l'obiettivo 2 milioni? Noi quest'anno dalle nostre stime supereremo 1,6 milioni, poi ne abbiamo un piano industriale estremamente ambizioso che va anche molto al di là dei 2 milioni. Le faccio un'ultima domanda, i prossimi obiettivi in termini di voli, quindi strategia su dove operare, se ci può anticipare qualcosa? Noi con Ryanair puntiamo a collegare ancora molte altre città importanti europee. Il prossimo anno vogliamo anche crescere sugli hub intercontinentali, fondamentale, e sarà una sfida che dovremo affrontare e che sarà estremamente importante per capire anche le prospettive dei prossimi anni. Grazie al dottor Consalvo per essere stato ai nostri microfoni. Qui si stanno tutte intanto imbarcando Laura, noi liberiamo l'amministratore delegato e facciamo un giro anche all'interno del gate. Grazie Consalvo. Grazie. Dicevamo, è un volo importante che è stato inaugurato oggi, c'è stata una torta poco fa che
ha incuriosito anche molto i passeggeri che non si aspettavano probabilmente questo fuori programma così variopinto. Fra l'altro abbiamo sentito prima al microfono un passeggero che era già presente a un volo inaugurale verso Malta e quindi si era già beccato una torta, come dire, quindi diciamo ha avuto 2 volte fortuna di poter fare colazione al gate in entrambi i voli inaugurali, l'altra volta per Malta, questa volta per Praga, e quindi insomma fortunato viaggiatore. Spero come che vedete dalle immagini di Alessandro Carelli, l'imbarco è in corso. Non ancora, tra poco si avanzerà qualcosa. Allora. Abbiamo sentito al microfono anche il presidente Marano e adesso ci spostiamo per, diciamo, un momento di briefing con i vertici dell'aeroporto, più istituzionali, diciamo, meno celebrativo, anche per avere dati alla mano un po' quello che ci ha detto poco fa l'amministratore delegato, quindi le strategie, i flussi e le modalità anche estive che utilizzerà l'aeroporto di Trieste per operare con i vettori. Ryanair è uno di quelli che opera tanti voli in questo scalo come dicevamo in crescita, e che insomma oggi il colpo d'occhio lo fa ben capire. Vi restituisco la linea perché ci dobbiamo proprio spostare per fare il giro della pista. Grazie a Bernardo Gulotta. Allora, insomma, il nuovo volo per Praga parte adesso, Praga è bellissima, quindi cercheremo di andarci sicuramente, insomma, una bella opportunità per la nostra regione, per l'intera regione naturalmente. Allora, prima però Nivea chiedeva allora, diciamo che in 6 anni la medicina ha fatto passi da gigante, quindi io credo che situazioni anche a livello di commissione possono essere state risolte. Certamente faremo una valutazione anche all'interno del Consiglio regionale, ne parlerò anche col Presidente della terza commissione proprio per capire se effettivamente questo tipo di patologia è contemplata all'interno ed è ben visionata all'interno di quelle che sono le tematiche. Visto che manca poco alle 9, ci tengo a dire una cosa. Io l'altro venerdì sono stato invitato e ho partecipato con grandissimo piacere ad un evento che è stato organizzato dal Consolato brasiliano in occasione dell'arrivo qui a Trieste di Luis Bennett, che è un'attivista brasiliana che con il suo segnale rosso ha portato il tema della lotta alla violenza contro le donne in tutto il mondo. Quindi abbiamo passato una serata molto importante, ci siamo quindi conosciuti, ci siamo confrontati e ho colto l'occasione per invitarla il giorno dopo a visitare il GOAP di Trieste. La Presidente Imma Tromba ci ha gentilmente accolto anche in una giornata di chiusura, ma ci ha aperto la sede e abbiamo raccontato il sistema a Trieste. Sono rimaste molto colpite e ci hanno invitato, avevamo una responsabile brasiliana ma anche una responsabile svizzera, e ci hanno invitato sia a Zurigo e sia in Brasile per raccontare come Trieste affronta questo tema. Trieste è all'avanguardia, seppur, ripeto, con i limiti che questi temi impongono, ma il sistema di protezione e tutela delle donne che sono vittime di maltrattamenti e dei loro bambini è un sistema di eccellenza e che funziona, quindi tocco il naso perché non dovesse capitare domani, ma diciamo che sta funzionando insieme chiaramente ai servizi sociali, alle forze dell'ordine, al sistema sanitario, a tutto il mondo, diciamo, del volontariato, però è un sistema che funziona, ed essendo rimaste molto colpite, ripeto, ci hanno invitato a raccontare come funziona questa esperienza nei loro paesi, e questa è una cosa che ci ha molto gratificato. Immaginiamo, insomma, sicuramente è un momento, visto che purtroppo si parla ancora moltissimo. Quotidianamente.
quotidianamente di violenza contro le donne. Allora, volevo concludere ancora con un'altra notizia che abbiamo letto oggi sul giornale, la ricerca è andata a buon fine di sponsor per l'operazione Battiscafo Trieste, no? Che avrà 25.000 euro grazie anche a Rolex, insomma, nella ricerca di sponsor per realizzare la copia dell'imbarcazione. Il Comune ottiene il supporto del colosso svizzero. Sì, un po' sono anch'io, ho un piccolo tassello perché a fronte di un mio emendamento la Regione ha messo a disposizione una cifra abbastanza cospicua per dare il via a questa operazione che mi è stata richiesta dall'assessore Giorgio Rossi per dare nuova vita al Museo Enriquez, ma con una copia del battiscafo Trieste, che è stato un elemento di eccellenza del nostro territorio. Quindi c'è l'originale a Washington, e quindi noi qui faremo una copia. Io mi sono fatto parte attivo nei confronti del collega e dell'amico Giorgio Rossi, che mi critica continuamente, ma in realtà c'è una grande amicizia, e quindi c'è stata l'occasione per dare una mano a questa operazione che vedrà il Museo Enriquez avere nuova vita proprio grazie a questa copia del battiscafo. E poi c'è il fatto che la Rolex si sia avvicinata, perché un modello Rolex è stato costruito appositamente per affrontare quella pressione dei 20.000 metri, e quindi una copia dell'orologio verrà probabilmente esposta. Quindi diciamo c'è un'operazione anche di marketing molto, molto importante, quindi sono davvero fiero di aver contribuito in piccola parte a essere vicino a questa operazione del collega. Operazione che speriamo, insomma, di vedere realizzata presto. C'era anche una telefonata, vediamo se riusciamo a sentirla in coda. Pronto, buongiorno. Mi scusi signora Buccarella, ancora una cosa dovevo dire, per cortesia, scusi lei e anche Grilli. Allora Grilli, stavo finendo il discorso, bisogna fare una diagnosi differenziata. Mio marito ha fatto una risonanza magnetica con mezzo di contrasto per diagnosticare il parkinsonismo. Ecco, perciò il problema non è molto facile ed è molto sottovalutato. Grazie, mi scusate. Grazie per la precisazione, Nivea. Grazie. Sollecitaremo i professionisti, no, in tal senso, perché io credo che anche queste piccole indicazioni, che credo siano già comunque all'attenzione dei nostri professionisti sanitari, che ribadiamo sono un'eccellenza, però insomma faremo presente di questa situazione. Anche sulla base poi dell'esperienza diretta, insomma, della nostra telespettatrice. Allora grazie a Carlo Grilli per essere stato con noi oggi, torni presto a trovarci. Ci vediamo il 12. Ci vediamo il 12 per gli Stati Generali di Idea Giuliana. Grazie. Grazie, buongiorno noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, subito dopo ci sarà Paolo Altin, consigliere comunale della lista Russo.Franco. Fra poco. Bentornati in diretta a Sveglia Trieste, 9:06 del mattino. Diamo subito il buongiorno a Paolo Altin, consigliere comunale della lista Russo.Franco. Buongiorno. Buongiorno Laura, buongiorno a tutte e a tutti a casa. Grazie di essere qui con noi quest'oggi. Allora, c'è già subito una telefonata, quindi diamo subito spazio ai telespettatori. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno, sono Paola, buongiorno suo ospite, sono Giorgio. Giorgio, buongiorno. Buongiorno. Ecco, volevo, non sono riuscito a parlare con Grilli, perché forse di sapere, forse il suo ospite sa. Ecco, l'esenzione del ticket, che ne scade al 31 annuale del marzo, è prolungata o no? Esenzione ticket, adesso guardiamo subito, è vero, ce l'aveva chiesto già qualcun altro, ci informiamo bene per quanto riguarda l'esenzione del ticket. Cerco subito di capirci qualcosa, vediamo se riusciamo. Allora, esenzioni ticket, quelli per le malattie croniche,
O per quanto riguarda lo status e il reddito? Non c'è più con noi perché sono le due modalità. Ci sono delle esenzioni che rimangono in automatico, no? Ad Esatto, esempio che dovrebbero essere sicuramente quelle del reddito dovrebbe andare in automatico, tanto che una telespettatrice aveva segnalato che avevo provato anche ad aiutarla, ma ci incagliamo ogni volta sull'Agenzia delle Entrate e aveva tentato di togliere il regime di esenzione perché lei continuava a ricevere prestazioni di esenzione e poi le veniva notificato dall'Agenzia delle Entrate la richiesta di pagamento, per cui sicuramente quelli vanno di default. Poi magari se ci spiega un po' meglio di che esenzione si tratta, magari ci informiamo. Va bene, trovate comunque tutte le informazioni sul sito della SUGI, ci sono tutte le informazioni proprio con le varie categorie, invalidi di guerra, invalidi civili, ciechi, sordomuti, insomma davvero tutte le categorie che hanno diritto naturalmente all'esenzione del ticket. Allora, magari cercheremo anche di fornire informazioni con un nostro servizio nei nostri telegiornali perché sicuramente è un tema di interesse generale, no? Allora, ci sono anche delle mail che andremo a leggere fra poco, ma prima volevo fare un aggiornamento su due questioni che erano state chieste dai nostri telespettatori alla passata puntata che ha visto protagonista proprio il nostro ospite Paolo Altin. Allora, due segnalazioni in particolare, no? Relative alla nostra città. Sì, avevo, giusto per mantenere fede agli impegni, per quanto si può fare così da consigliere di non maggioranza, per dirla così, era stata segnalata una situazione di pericolo in Scala dei Lauri, che è una bella scala che collega Piazzetta Belvedere fino su a Via Commerciale praticamente. Ecco, ce l'abbiamo anche in foto, se possiamo farla vedere. C'è un muro che sta facendo pancia, la vedete, le transenne sono lì per altre ragioni. Poi era stato segnalato che c'è un po' di immondizia, ma soprattutto questo muro qua che voi vedete, se ci passate vi rendete conto, il telespettatore che ha chiamato ha fatto bene a chiamare, perché vedete che ci sono delle pietre che, quella pietra lì praticamente se uno la tocca viene via e così vengono via anche le altre vicino. E su questo abbiamo fatto un'interrogazione all'assessore Babuda e siamo in attesa di avere riscontro, ma è un tema che ormai è alla sua attenzione. E invece poi c'era stato segnalato che andava fatta un po' di manutenzione sull'attraversamento pedonale di via Forlanini all'altezza della scuola. C'è un telespettatore che aveva chiamato per segnalare questo e ci siamo scritti con gli uffici in questi giorni e ieri mi hanno confermato che appena il meteo lo permetterà, visto che c'erano giorni di forte bora, appena il meteo lo permetterà la ditta incaricata andrà a ripassare le strisce pedonali proprio fuori dalla scuola. Intanto dovevo riferire. Ecco. Benissimo, grazie di aver fatto questo aggiornamento su due segnalazioni particolari puntuali. Sentiamo un'altra telefonata. Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno, sono Daniela. Volevo buongiorno. Scostarmi dagli argomenti soliti e cercherò di essere breve e volevo parlare di una cosa che mi preoccupa tanto. Dica. So che evidentemente il suo ospite non sarà in grado di rispondermi perché non è un campo, penso che spetti a lui, però volevo dire delle cose. Allora, 31 stati degli Stati Uniti hanno fatto una legge che vieta la geoingegneria e la modificazione del clima. Io penso che su 31 stati questi 31 stati non saranno tutti scemi, perché ogni volta che chiamo tutti minimizzano e non capisco perché, e chiedo gentilmente a voi magari di fare un confronto con persone che si occupano di questo argomento. Poi volevo dire, non so se il suo ospite conosce Lyndon Johnson, chi era? Non sa rispondermi. Presidente americano. Presidente degli Stati Uniti. Sì, bravo, dal 63 al 69. Sì. Lei saprà benissimo che lui già in quei tempi diceva che chi controlla il tempo controlla il mondo e difatti questa dichiarazione del Presidente è stata fatta quando è stato fatto l'accordo con l'Unione Sovietica di scambio di informazioni meteorologiche.
Allora io mi chiedo solo, siccome questa cosa viene molto minimizzata e a me invece preoccupa molto, perché ci sto dietro, studio e anche amici che un po' se ne intendono di questo, non capisco perché, anche se è una TV locale, ogni tanto non se ne parla e si danno informazioni su queste cose. Guardi, perché è inutile dire che non è vero, che non si è esiste. risposto da sola, insomma, diciamo che ci occupiamo di temi più appunto relativi al locale, no? Magari ci sono altre trasmissioni che possono fare questo tipo di approfondimenti. Mi scuso con la signora Daniele, ma devo andare da Bernardo Gulotta, che vedo pronto alla base proprio di uno degli aerei dell'aereo che sta per partire della Ryanair proprio per Praga, il primo volo. Gulotta è pronto al decollo. È pronto al decollo, Gulotta, esatto. Allora, te la linea nuovamente e un saluto anche dal nostro nuovo ospite che si è avvicendato qui negli studi di Tele4. Allora, non ti sentiamo però Bernardo, non so da cosa dipenda, non so se è un problema di microfono oppure se c'è qualche altro tipo di problema, perché appunto, lo ricordo, Bernardo Gulotta si trova all'aeroporto, al Trieste Airport, all'aeroporto di Ronchi dei Legionari, per la partenza, l'abbiamo visto prima, del primo volo, del primo collegamento per Praga, nuovo collegamento importante, insomma anche suggestivo, insomma fa venire voglia di andare un po' in giro, sì, certo, di viaggiare, no? Certo, quindi, certo. Adesso tentiamo di ricollegarci con Bernardo, c'è qualche piccola difficoltà, insomma mi dispiace per la signora Daniela prima, ma insomma Ma io devo essere sincero, Laura, scusami, ma mi sono perso la parte iniziale e non ho capito di che cosa voleva parlare, perché ha fatto tutto un grande discorso passando da Lyndon, ma... Da Lyndon Johnson, vabbè, adesso magari forse ce lo scriverà. Non ho capito il tema, se il tema era il cambiamento climatico, se il tema io era... ho capito questo, però appunto non abbiamo fatto in tempo così, ad approfondire. Allora, vediamo se è possibile collegarci adesso con Bernardo Gulotta, un'altra prospettiva sempre dello stesso aereo. Sì. Allora, te la linea, sì, ti sentiamo. Sì, buongiorno Laura, buongiorno al consigliere Altini e telespettatori. Alle mie spalle il volo che porterà i passeggeri da Trieste a Praga, volo inaugurale oggi, partenza 9:30, siamo in orario e abbiamo prima fatto vedere le celebrazioni con tanto di torte e brindisi all'interno del gate. È tutto pronto, noi ora dobbiamo spostarci dalla pista. Uno dei voli internazionali che ha operato il Trieste Airport attraverso proprio la compagnia irlandese Ryanair, che oggi prende il via e che è uno degli elementi in più per l'estero, che collega la città di Trieste, il Friuli Venezia Giulia, in questo importante pacchetto di voli tanto nazionali quanto internazionali che stanno facendo crescere l'aeroporto proprio della regione. Noi dobbiamo spostarci, l'aereo è pronto a partire, vi restituisco la linea. Grazie Bernardo Gulotta per questo collegamento, insomma si vola dal Trieste Airport anche per Praga da oggi proprio, no? A parte questo nuovo collegamento, una bella cosa, no? Sì, una buona notizia. Qualche mese fa ho utilizzato il collegamento per Dublino, vedere la nostra città facilmente, come dire, collegata con tante altre destinazioni è un elemento positivo, di questo bisogna dare atto. Ci sono anche degli aspetti che ci dovrebbero portare a riflettere, siccome la signora di prima ci chiamava a una logica più ampia, certo. E siccome in questo periodo si parla tanto di Europa e cosa dovrebbe fare l'Europa, è anche vero che i diversi sistemi di tassazione all'interno dei paesi dell'Unione Europea fanno sì che alcuni paesi siano avvantaggiati e le imprese che vi si insediano a loro volta godano di un trattamento fiscale assolutamente vantaggioso. E sicuramente compagnie come quella che abbiamo visto, che ha sede in Irlanda, beneficia di questi vantaggi. Se si vuole allargare lo sguardo, mi sento di dire quindi che se si vuole costruire più Europa, come secondo me bisognerebbe farlo anche non solo parlando di armi, ma anche parlando di tassazione che in questo momento è iniqua.
È iniqua. C'è anche un intervento di Giampaolo, dice parliamo di dazi americani, nessuno si è mai posto il problema del contrario, ad esempio un Dodge Ram in America costa 40.000 euro, in Italia con dazi e tasse 120.000, così per altri prodotti che arrivano dall'America. È inutile lamentarsi se da anni con i dazi che applichiamo noi ai produttori americani facciamo peggio, dice Giampaolo. Insomma, non so come sia. Il discorso è sicuramente ampio. Stamattina guardavo rispetto alla relazione che è stata fatta in occasione di presentazione di questi nuovi dazi. Ad esempio, rispetto a quello che viene contestato all'Italia in questa relazione tra le varie cose, è il fatto che noi blocchiamo le importazioni di semi OGM, che noi abbiamo delle politiche restrittive quanto alla tutela della provenienza delle denominazioni, quindi le DOC, IGP e così via. Trovo assurdo che la motivazione per cui si stabiliscano dei dazi sia perché proteggiamo la provenienza dei nostri prodotti, la qualità dei nostri prodotti, o che non accettiamo politiche di manipolazione dei cibi che magari altri paesi fanno. Ecco, questo non lo trovo assolutamente giustificabile. Allora, dobbiamo andare in pubblicità, a fra pochissimo. Bentornati in diretta. Allora, siamo sempre in compagnia di Paolo Altin, consigliere comunale della lista Punto Franco, e volevamo anche così rispondere alla signora Daniela, no? Che parlava in realtà di geoingegneria. Questo ci mancava perché ci ha scritto proprio una mail per chiarire quello di cui voleva parlare. Dice: ho appena chiamato, il senso era che molti negano la geoingegneria, ma ci sono le prove. Infatti 30 stati degli Stati Uniti hanno fatto una legge per vietare questo tipo di pratiche, insomma, per il controllo del meteo, no? In qualche modo. Sì, ma è un tema di cui francamente non so granché. Io so che ci sono delle politiche, ma non so se rientrano nella geoingegneria, come strategie per la decarbonizzazione, ad esempio, o comunque per ridurre l'impatto che le attività umane hanno sul clima. Magari bisognerebbe chiamare effettivamente qualche esperto che ce ne parli. Magari un esperto in qualcuna delle nostre trasmissioni. Talvolta su questi argomenti invece di usare la scienza si usa la parascienza, come sento talvolta anche in Consiglio Comunale, purtroppo. Purtroppo. Allora, una telefonata, pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Pronto? Ma io suo ospite sono Fulvio. Fulvio, buongiorno. Buongiorno. Guardi, la questione, allora non cominciamo a parlare di tante questioni perché poi mi rispondono su quello che in questo momento a Trieste non interessa e soprattutto ai cittadini e all'economia. Allora voglio un attimo riprendere quanto ha detto il consigliere Cason l'altro giorno sul Porto Franco internazionale e sul territorio libero. Allora, noi non siamo mantenuti. Lui ha detto che non potremo vivere senza gli aiuti che arrivano dalla regione o dallo Stato italiano. Via da Trieste va qualche miliardo ogni anno, ma stiamo scherzando? A me non mi ha mai mantenuto nessuno, mi sono sempre mantenuto da solo, nelle ferie e anche nelle malattie. Secondo, ha detto che si può prendere in poche parole dal trattato di pace come l'allegato ottavo quello che serve. No, caro signore, è ora di finirla di mentire come tutti i politici, perché anche il signore che l'ha con lei non ha mai avuto il coraggio di tirare fuori il trattato di pace che è una legge della Repubblica Italiana, non stiamo a dimenticare, è una legge della Repubblica Italiana con i suoi allegati. Un'altra cosa ha detto Casson, che è una questione giuridica. No, il territorio libero è già nato con il 15 settembre del 1947.
è solamente da amministrare in modo onesto e corretto, cosa che l'amministrazione italiana non fa. Ed è quello che lei richiede da tempo. Chiarissimo, Fulvio. Grazie, buona giornata. Allora, questo era il chiarimento richiesto proprio dal signor Fulvio, che ogni giorno insomma ci porta questa tematica qui alla trasmissione. Il consigliere Cason effettivamente gli aveva risposto in quel modo come ci ha raccontato, e lui ha voluto precisare questo, no? Lui chiede lo lascio al consigliere Cason. Allora, vediamo di anche dare le informazioni riguardo l'esenzione del ticket. Sul sito, come dicevo prima, della SUGI c'è la notizia proprio delle scadenze, anche mi pare che fosse anche questo il motivo della telefonata di prima. Per l'area giuliana le sedi e gli orari per il rilascio e il rinnovo delle esenzioni ticket per status e reddito in vigore dal 1° aprile, al 18 aprile, perché è proprio un periodo di rinnovo, no? Saranno i seguenti, li trovate appunto sul sito sia all'Ospedale Maggiore che a Cattinara, Opicina, Aurisina, a Muggia e a Valmaura. È stato potenziato proprio l'ufficio per evitare le file. Si consiglia all'utenza, dice qui appunto, non so se è possibile far vedere la pagina della SUGI, in questo periodo di grande affluenza di controllare le file attraverso appunto gli smartphone, ad esempio, per non avere lunghe attese. Non è stato possibile mettere la pagina, ma comunque lo trovate sul sito dell'azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina. Mi fanno sapere anche che per quanto riguarda il ticket, dunque il ticket per esenzione reddito è scaduto il 31 marzo, effettivamente, come diceva il nostro telespettatore, e si ritira al Maggiore con le modalità che trovate appunto sul sito, mentre chi non ha più diritto all'esenzione deve andare allo sportello del CUP per fare la richiesta. Queste insomma le informazioni, probabilmente era questo che chiedeva il nostro telespettatore di prima. Ringraziamo anche il nostro telespettatore Claudio Visintin che ci ha fatto questo chiarimento. Allora, torniamo invece alle mail, alle vostre mail, che perché ce ne sono tante. Allora, il signor Edgardo segnalava l'area del Castello di San Giusto che si presenta in uno stato indecoroso, dice il signore, con la strada del capolinea 24, una pista per mezzi fuoristrada, il tutto sommerso da auto e pullman. Questa la segnalazione che ci fa Edgardo. Si può magari dare un'occhiata allo sì, stato, San Giusto di San Giusto, no? È casa mia, San Giusto Ecco. è casa mia. Sì, ha ragione, c'è tutta quella parte ad esempio pavimentata che sta tra l'area diciamo archeologica e dell'ex colonnato e il muro che cinge la cattedrale. Quella parte pavimentata con tipo Masegni, insomma, è tutta dissestata effettivamente. Quando uno ci passa col motorino fa tipo l'effetto safari, come diceva il telespettatore. Sulla situazione complessiva del colle va detto che è in corso, poi non lo so esattamente quando i lavori partiranno, ma è stato approvato un piano di riqualificazione dell'area che prevede vari interventi, tra cui la ripavimentazione, se non ho capito male, dei percorsi di accessibilità, perché è difficile per una persona in carrozzina o comunque che fa fatica a muoversi, accedere poi al piazzale del Monumento dei Caduti, e quindi c'è un intervento sull'accessibilità e penso che sarà anche un po' ripensato il parcheggio. Penso che, se ho ben capito, gli autobus verranno, parcheggio autobus dovrebbe essere ricavato prima di dove è ora. Insomma, ci saranno degli interventi. Su San Giusto io spero che si trovi una soluzione tra Park San Giusto, Comune di Trieste e Sovrintendenza, affinché l'ascensore del Park San Giusto arrivi fino al livello della strada, perché trovo assolutamente inaccettabile, assurdo e incomprensibile che per ragioni, come dire, di paesaggio, che sicuramente vanno tutelate, non si riesca a dare un servizio così importante alle persone con disabilità, che possano da Piazza Unità praticamente arrivare senza barriera
al piano strada di San Giusto. Credo che possiamo trovare gli aggiustamenti, le soluzioni architettoniche, progettuali per poter fare un piccolo intervento che però cambia la vita alle persone. Lo dico per chi in sedia a rotelle ad esempio, ma lo dico anche per chi è genitore come me con i passeggini e arriva, o le mamme che arrivano, i papà che arrivano alla fine dell'ascensore lì a San Giusto e poi tirano su il passeggino e se lo portano a mano per 2 rampe di scale, no? Un'assurdità. Chiaro, insomma, quindi andrebbe rivisto soprattutto questo aspetto. C'era anche un'altra mail che ci chiedeva conto proprio delle barriere architettoniche, ma adesso la cerco e poi la leggiamo. C'è una telefonata in arrivo. Pronto? Buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno a lei, al team. Volevo ricordare a tutte quelle persone che chiamano tutte le settimane lì, tutti i giorni lì in trasmissione parlando della sanità pubblica, che è un gioiello in parte, però dà tante di servizi un'altra, del ricordarvi che domani alle 4 del pomeriggio in Largo Barriera, un orario presto per tutti gli anziani di Trieste, anche che usano tanto la sanità, di venire alla manifestazione che si farà in difesa della sanità pubblica, perché è necessario difenderla, perché è un bene per tutti, quindi ricordare a tutti che domani alle 4 del pomeriggio Largo Barriera c'è l'incontro. Grazie, buongiorno. Grazie Gabriella, grazie per averci ricordato questo appuntamento, ne abbiamo parlato più volte, domani alle 4 in Largo Barriera, no? Per manifestare, per chiedere il mantenimento e il miglioramento della sanità pubblica, questo in sostanza. Ma sì, Laura, quello che vediamo, anche se in parte vengono poi comunicati dalla Regione dei dati diversi da quelli che derivano dalla percezione del contatto con le persone, abbiamo la sensazione che sia dal lato del personale della sanità sia dalla parte dei pazienti e dell'utenza ci sia un declino, ci sia un peggioramento. Ci sono alcuni servizi che sono servizi di eccellenza, ma ci sono tanti altri servizi che fanno fatica. Questa almeno è la percezione degli operatori e anche dei pazienti, degli utenti. L'idea è quindi quella di provare a comunicare a chi ha le responsabilità politiche che questo modo di affrontare il tema sanità spinto verso la privatizzazione dei servizi, ecco, non ci sta bene, non siamo d'accordo, perché se c'è una cosa che dobbiamo preservare è la sanità pubblica gratuitamente accessibile, liberamente accessibile, senza distinzione di alcun tipo, senza alcuna discriminazione. E quello che vorremmo dire è non solo questo, ma anche che la sanità, il presidio territoriale della sanità è importante e va ripristinato. Facciamo un passo indietro rispetto a quello che sta accadendo ai distretti, scelte che non si spiegano, il servizio minori spostato da Valmaura, adesso opera in questo momento all'ex OPP di San Giovanni, ma ditemi voi qual è il senso di una scelta simile, no? Se invece quell'area aveva bisogno, come l'area di presidio per i minori, la riduzione dei consultori, il fatto che siano state accorpate le professionalità che invece operavano insieme. In via San Marco ora abbiamo una realtà forte per la logopedia, ma prima c'erano anche le ostetriche, prima c'era un dialogo interprofessione, c'era la possibilità di creare attività insieme, percorsi insieme, la psicologa, l'ostetrica, la ginecologa, la logopedista, erano lì e potevano fare equip tra loro. Ecco, in questa manifestazione, la manifestazione di domani alle 4, ribadiamo che è necessario dal nostro punto di vista un cambio di rotta sulla sanità. Allora, ancora una telefonata, pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno signora, allora vorrei fare 2 osservazioni veloci, che non ha penso attenenza niente ai discorsi di oggi. Vorrei sapere in stazione a Trieste come mai non ci sono delle panchine. Chiaro, perché non ci sono panchine? E perché sono una persona anziana, diverse persone anziane stavano come me cercando una panchina,
per forza bisogna andare, ecco, non so, nel bar, diciamo, dentro dove ci sono le corriere, non c'è una panchina. Anche le stazioni delle corriere, anche, sì, ho non capito. C'è una persona anziana che sta malamente in piedi. Non so. Poi un'altra cosa volevo dire, la faccenda dei ragazzi che si laureano e che poi se ne vanno per il mondo. Dovrebbe essere per legge un contratto che dovrebbero stare in Italia gli anni che hanno fatto all'università, passare in Italia e lavorare in Italia. Certamente con un compenso un po' più di quello che penso che prendono oggi. È proprio quello il problema, immagino, no? Della fuga dei ragazzi. Sì, però se noi pensiamo quanti soldi si spende per far studiare un ragazzo e che poi se ne va bello pronto per il mondo. È chiaro, è un fenomeno che purtroppo è molto presente nel nostro paese, ha ragione signora. Grazie della telefonata, buona giornata. Insomma, sono due temi molto diversi. Intanto chiede perché non ci sono panchine alla stazione dell'autocorriere, se ho capito bene, insomma. Ma l'assenza di panchine io credo che nel tempo sia attribuibile al fatto che altrimenti le panchine venivano usate per bivaccare. Insomma, signora, questa credo sia la motivazione, no? Ricordo una vecchia polemica che riguardava la città dove invece di fare le panchine si facevano come degli sgabelli di pietra singoli affinché le persone non potessero distendersi, e penso che il ragionamento, signora, è simile, anche se ogni tanto qualche persona negli angoli della stazione la incontriamo lo stesso. Sugli studenti universitari, vede, è vero che la formazione universitaria, e lo dico da docente, magari docente a contratto, soltanto a contratto all'università, è vero che la formazione universitaria è un investimento perché è un servizio pubblico che viene dato, quindi sarebbe nel nostro interesse, no, signora, trattenere i ragazzi che si sono formati affinché potessero spendere le loro competenze qui da noi, no? E restituire un po' l'investimento che si è fatto. Però nel mondo in cui ci troviamo capisce che non è possibile mettere confini anche a questo fenomeno di spostamento. Quello che dico io è, se uno studente, se un giovane vuole trovare una sua strada all'estero, lo faccia perché ha questo desiderio, non perché non gli viene data una stessa opportunità qui. È un dispiacere, è un problema vedere che i giovani se ne vanno quando sono costretti ad andarsene, perché l'unica occupazione che trovano qui sono lavori saltuari pagati male quando vengono pagati. Ecco, questo è un fenomeno che dovremmo contrastare. E dico anche che da questo punto di vista, signora, noi dovremmo come città ragionare su quel lavoro che permette una crescita e un permanere dei nostri studenti universitari, dei nostri laureati qui. Quello che io vedo è che noi stiamo premendo molto sul turismo, e non è un dato negativo avere un aumento del turismo, però questo si accompagna dall'altra parte a crisi industriali importanti. Lì i giovani avrebbero molte più possibilità di essere occupati, di avere una carriera, di crescere, di poter spendere le competenze che hanno acquisito all'università, e invece vedo che siamo tanto concentrati sul turismo, e secondo me è sbagliato. Dobbiamo fermarci per una piccola pausa pubblicitaria, l'ultima della mattinata, a fra pochissimo. Bentornati in diretta, Sveglia Trieste. Allora, 9:40 del mattino, qua si sta parlando anche di serie televisive insieme al nostro Umberto Bosazzi che è entrato qui in studio. Vabbè. A Bosazzi dovrò fare una proposta, se gestiamo insieme una rubrica, perché ogni volta che ci vediamo facciamo l'elenco delle serie che abbiamo visto, la nostra critica. Ecco, quindi avete questo lui è un cultore. Secondo me sarebbe interessante, anche proprio come trasmissione, possiamo proporla. Allora, una telefonata, pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Pronto, buongiorno, sono Sio Bruno. Bruno, Senta, buongiorno.
Buongiorno a lei e al suo ospite. Volevo solo fare una piccola precisazione alla signora che ha telefonato prima parlando dell'università. No? Sì, dica. Cioè, ha fatto come se gli studenti, una volta laureati, dovessero rimanere in Italia perché hanno usufruito di un qualcosa. Hanno usufruito dei professori, sì, ma volevo ricordarle bene, visto che sono parte in causa avendo avuto 2 figli contemporaneamente da mantenere all'università. Ecco. Che in base al reddito l'università non è che sia gratuita. Non è gratuita. Cioè, l'università si paga e si strapaga, avendo soprattutto magari 2 redditi in famiglia. Certo. Ci mancherebbe altro adesso che venisse fuori una legge o qualcosa che uno è obbligato anche a lavorare in Italia, sottopagato. Sottopagato, Cioè, no? Era proprio quello il punto che cercavo di evidenziare. Costa tantissimo l'università. Figuriamoci quelli che sono fuori sede che devono anche pagarsi degli appartamenti, ma solo l'iscrizione all'università, che si informi la signora prima di dire queste cose. Buona giornata a tutti. Assolutamente non gratuita. Grazie anche per questa precisazione, signor Bruno. Beh, il signor Bruno va al mio rispetto, perché mantenere 2 figli contemporaneamente, studenti fuori sede, è una bella sfida. E io non so cosa farò con i miei, sinceramente. Ecco. Spero si trovino nel frattempo un lavoretto con cui coprire le spese. Mi sembrerebbe giusto fosse così, certo, però devo anche dire che certamente noi paghiamo al di sotto di una certa fascia, come dire, l'università è gratuita, dopodiché ci sono anche tante agevolazioni, dai pasti alle residenze, ad altre agevolazioni, però certamente in altri casi la si paga, però va anche detto che rispetto ad altri paesi, da noi l'università è un servizio accessibile rispetto ad altri paesi in cui si paga profumatamente, no? Noi non abbiamo idea, Uniti, ad esempio, non abbiamo idea in altri paesi che cosa costi. Secondo me la signora non faceva nel complesso un ragionamento sbagliato, nel senso che come paese noi investiamo, no, nella formazione dei ragazzi. Dispiace vederli andare via, questo sì. Io ho una sorella che in questo momento è all'estero, e che magari avrebbe piacere di rientrare, ma non sempre si trovano le condizioni per poterlo fare. Ecco, questo secondo me è un problema, non poter far tornare chi invece vorrebbe spendere e costruire la famiglia qui. Infatti, allora intanto ho trovato anche la mail sulle barriere architettoniche, era quella di Gianfranco, scrive: buongiorno, volevo sapere cosa ne pensa del fatto del non controllo da parte del comune che autorizza l'apertura di locali commerciali con barriere architettoniche all'ingresso che impediscono l'accesso a chi come me è in carrozzina, e fa anche l'esempio di un bar che è riaperto da poco, ma insomma nota una scarsa sensibilità su questo tema, no? Ma sì, il telespettatore ha ragione, poi ovviamente come si tocca quando si propone qualche intervento c'è sempre qualcuno, no, che si lamenta, ma questa è secondo me una battaglia di civiltà, una di quelle più importanti che abbiamo, insomma, in questo tempo. Ricordo ancora tempo fa che si discuteva perché nella piazza di Roiano nella nuova piazza di Roiano avevamo scoperto che non c'era la possibilità di accedere alla parte superiore perché non avevano pensato ad una rampa per i disabili o per chi aveva una carrozzina. E il sindaco quella volta rispose: non c'è l'accesso neanche alla fortezza di Corfù. E io casualmente ero a Corfù qualche settimana prima. E avevo detto: ma guarda questi qua che non hanno fatto un accesso per le persone con carrozzina. Ovviamente il paradigma non può essere la fortezza di Corfù, al contrario, secondo me ci deve essere una regola di piena accessibilità su ogni nuovo progetto, su ogni nuova iniziativa. Abbiamo parlato prima dell'ascensore Castello di San Giusto, su Roiano ho richiesto tramite interrogazione all'assessore Lodi a che punto siamo, perché lì sembra che sia tutto pronto, invece poi dopo non si capisce cosa sta succedendo. Tra le domande che ho fatto e anche che ho posto c'è anche quella se poi il progetto è stato adeguato alla necessità delle persone con carrozzina. Però, ribadisco, deve essere un criterio principale. Nel nuovo regolamento De Ora, ad esempio, che è stato scritto dagli uffici comunali in maniera puntuale, il tema della piena accessibilità delle persone anche con difficoltà
di movimento è messo alla base di quel regolamento, quindi questo va dato atto. Il problema è che poi dopo le regole si scrivono ma non si applicano, perché le stesse vie in cui non si riusciva a passare prima del nuovo regolamento dei DEOR rimangono comunque intasate, bloccate anche adesso. Io non accetto, e lo dico anche, come dire, facendomi magari qualche, non nemico, ma qualcuno che mi criticherà, io non posso accettare quando devo camminare in una zona pedonale della città, devo camminare nello scolo dell'acqua, perché il resto è occupato da tavoli. No, questo è inaccettabile. E il regolamento DEOR prevede che questo non sia possibile. Mi chiedo come mai non venga applicato. Non venga applicato, insomma, anche il rispetto, no, delle norme che ci sono. Allora, c'è la vignetta sulle zone rosse. Altro tema della giornata, oggi si dovrebbe decidere se appunto sarà prorogato questo strumento. Allora la vediamo subito, la zona rossa è scaduta, ieri di consumarla entro ieri sera, si domanda il personaggio, insomma, ideato e inventato da Marco Englaro, che ringraziamo, ci fa sorridere, ma il problema è attualissimo. No? Ma tanto sai che la data di scadenza sui prodotti è indicativa, no? Come la data delle conclusioni dei lavori del nostro sindaco, è una data indicativa, la dice ma non dice l'anno e quindi poi dopo vale tutto. C'è il preferibilmente che aggiusta tutto, no? Ma sì, sulle zone rosse, Laura, lasciami dire che in generale non è che noi come lista Russo Punto Franco siamo contrari agli interventi delle forze di polizia, perché talvolta dall'altra parte cercano di far passare il messaggio che chi è nel nostro schieramento è contrario alle forze dell'ordine, è contrario alla legalità, è contrario alle regole. Tutt'altro, io sono a favore delle regole, a favore di una stretta applicazione delle regole, a favore di dare più risorse alle forze dell'ordine, ho pieno rispetto delle forze dell'ordine, quindi questa è una storia che veramente non esiste. Ma dicevo, secondo me non dobbiamo illuderci che questi siano gli strumenti con cui risolveremo delle questioni che dal mio punto di vista, posso sbagliare, quello che penso dobbiamo risolvere anche dal punto di vista delle reti sociali e degli interventi educativi. Solo con la polizia schierata mai le questioni si sono risolte e soprattutto sono questioni che sono cresciute, che si sono radicate nel nostro territorio negli ultimi anni. E il prossimo anno, il 2026, sarà 10 anni del sindaco di piazza, quindi anche continuare a dare responsabilità all'altra parte politica che non ha mai toccato palle in questi anni non lo trovo giusto. Quindi vorrei che il centrodestra si assumesse la responsabilità che il cavallo di battaglia della sicurezza è in realtà uno spauracchio da utilizzare in ambito elettorale e poi i problemi sono complessi. E il centrosinistra, di cui faccio parte, dico: occupiamoci di sicurezza, è il momento di dire una parola ai cittadini e ai cittadini di sicurezza, di dire che anche chi è dalla nostra parte e chi la pensa come noi ha bisogno che sulla sicurezza si facciano interventi, ma il nostro pensiero su questo è diverso. Armare la polizia locale, l'aumento della videosorveglianza, le zone rosse, che poi i fenomeni di delinquenza arrivavano 50 metri dopo. A che cosa sono serviti? Su 686 controlli in zona rossa abbiamo avuto 5 allontanamenti sostanzialmente per ubriachezza. Ma guardate che la zona rossa adesso si sposterà, perché io lavoro in via del Coroneo e venite a vedere che cosa c'è in zona Aldi in alcuni momenti, soprattutto la sera. C'è il degrado, quanto ci metterà il problema a spostarsi da Largo Barriera, Piazza Goldoni, il McDonald's, Scala dei Giganti, distanza, no? A via del Coroneo, a Piazza Oberdan. No, è inutile mettere un presidio e pensare che quel presidio risolverà tutto. No, non è così. Allora, c'è una telefonata. Buongiorno, chi è in linea con noi? Quasi Gianni, buongiorno. Gianni, buongiorno. Buongiorno a lei, dottoressa, buongiorno al signor Altin. Volevo dire che ho visto con tanto piacere il collegamento con Praga, perché Praga faceva parte una volta con la defunta e andava tanti triestini là all'università e uno di quei era addirittura Zlata per questa è la storia, un poco la storia. Volevo parlare di Piazza Grande, che sento che tanti sono contrari, invece non sono contrario alla Piazza Grande. La avevo un excursus piuttosto brutto,
perché nel 1938, quando c'è state le leggi razziali, c'è stata tirata via la fontana, non so il perché, per sicurezza, per ciò che stia più gente, però gli aveva detto a quel tempo, gli aveva detto che la metterà subito dopo. Invece è venuto nell'anno 70 che l'ha messo, e nell'anno 70 gli ha sbagliato a metterla, perché era in linea con il Carlo VI, con il monumento di Carlo VI. Poi gli ha fatto la piazza e finalmente l'ha messa nel punto giusto. Perché era un perché si sta messa là. Però l'architetto che l'ha fatto evidentemente non conosceva né le maree né il vento che aveva a Trieste, e è andato tutto a fuci, come che si dice a Trieste, e questo è assai brutto, perché la nostra piazza grande è il salotto della città, frase dita, ridita e seccata, però la piazza grande, come che l'ho detto diverse volte, è dal 700 al 900 che va, dunque ha tutto dentro, ha tutti i stili, le idee, ha tante robe. Il monumento che c'è del Bazzoleni, cioè che dovrebbe essere fontana e invece se diventa monumento, fa il pari con quelle due fontane, Teti e Venere, che una è dell'acqua salata e una dell'acqua dolce. Adesso smetto di rompere le togne. No, si immagini Gianni, è che siamo purtroppo quasi in chiusura di trasmissione, ma è davvero sempre interessante ascoltare il signor Gianni, che è molto così preparato sulla storia di Trieste, sui monumenti, e che chiede da tempo anche così la riattivazione, no, delle fontane come quella della... Gianni, ci volemo su un caffè, ecco. Così mi racconta un po' di storie. Ecco, dai, l'invito a prendersi un caffè insieme, insomma, e poi si dice favorevole al ripristino, così alla ristrutturazione di Piazza Unità. No? Ma si riferiva alla ripavimentazione, Laura? Sì, credo di sì, perché prima c'era stato un telespettatore che aveva detto ma non è una priorità, no, della città, credo il signor Diego all'inizio proprio della trasmissione diceva le sembra una priorità rifare Piazza Unità, la pavimentazione in Piazza Unità. Guarda, l'altro giorno ero in consiglio comunale, ho fatto un giro in Piazza Unità per vedere effettivamente. Va detto che ci sono alcune parti della pavimentazione che sono danneggiate. Mi chiedo però se a fronte di questi piccoli danneggiamenti alla fine veramente vogliamo investire i milioni di euro che ci serviranno per ripavimentare la Piazza Unità. Io immagino, ma non lo so se è così Laura, immagino che si vorrà fare questa operazione utilizzando i soldi derivanti dalla vendita del Carciotti. Di Palazzo Carciotti, no? Questo è quello che immagino. Ma mi chiedo veramente se questa è una nostra priorità su tanti interventi che potremmo fare, se davvero ha senso investire tutti i milioni che serviranno sulla ripavimentazione. Sinceramente ci lascia un po' perplessi questa scelta. Se tutto il resto fosse a regola d'arte sarebbe diverso, ma se le persone anziane continuano a ribaltarsi in via Madonnina, che è piena di buchi, no, dico... Forse è più urgente, dice... Dico che abbiamo tante cose a cui pensare. Non so se quella, appunto, come diceva quel telespettatore, condivido, è la nostra priorità. È la priorità. Allora Gino ci scrive invece: voglio portare in evidenza l'incrocio molto particolare tra le vie Brigata Casale e Strada per Fiume. Vi transitano bus, ambulanze e un forte traffico automobilistico a elevata velocità. Tutto ciò incombe su un'intersezione non tradizionale, disastrata e quindi molto problematica da gestire, vista la velocità media dei veicoli interessati. Grazie della segnalazione di questo incrocio che definisce giustamente pericoloso. Insomma, si può assolutamente andare a vedere qual è la situazione, no? Ma sì, anche perché ci sono vari attraversamenti che ci vengono segnalati,
Adesso stiamo lavorando un paio di mozioni proprio su questo, perché credo che laddove si possa fare un intervento che garantire è difficile, ma aumenti la sicurezza dei pedoni, ecco, lo si debba fare. Abbiamo una città, so che è impopolare dirlo, abbiamo una città sovraffollata dal punto di vista delle macchine. Abbiamo macchine in ogni dove, messe una sopra l'altra, ne abbiamo veramente tante. Dobbiamo trovare il modo di aiutare le persone a usare meno l'auto e più i servizi pubblici, quindi ad avvalersi di questi servizi, e a moderare la velocità e migliorare la segnaletica negli attraversamenti, perché ogni vita persa sulla strada è davvero una cicatrice indelebile sulla nostra città, che davvero ci rende tristi, che non possiamo accettare. Allora, c'è anche una mail sulla sicurezza, sempre segnalo al gentile consigliere Altin, ci scrive il signor Stefano, l'assenza di illuminazione in via del Bosco, esattamente nel tratto di strada che porta alla farmacia di via Bernini, quindi la zona più alta, se ho capito bene, insomma, di via del Bosco. Quindi questa è la segnalazione del signor Stefano. La farmacia tra le due gallerie praticamente. Tra le due gallerie. Sì, conosco, abito là sopra, sì. Benissimo, quindi questa è la segnalazione. Verificheremo, perché sull'illuminazione, sapete, è intervenuto un grosso contratto di questi cosiddetti project financing, per cui dovrebbe essere possibile monitorare qual è la situazione lì, più o meno in tempo reale, lo chiederemo. Allora c'è invece Paolo Radivo che ci manda un triste saluto, dice: gentile consigliere Altin, nell'area ex Pavani via Frausin una ruspa sta abbattendo senza motosega i 5 alberi, quindi oggi sul giornale proprio la ripresa, no, dei lavori per la costruzione del centro sportivo, continua questa operazione. Ma anche lì ringrazio Paolo per la segnalazione. Paolo, ci scriviamo perché un po' mi segnala che cosa succede. Lì la vicenda dell'ex Pavan la conoscete tutti. Come lista Russo Punto Franco noi non siamo contrari al fatto che, ad esempio, venga ampliata la palestra, nel caso fosse a servizio appunto dell'Artistica 81, però il cubo di cemento enorme che vogliono fare è davvero impattante, e crediamo che San Giacomo avrebbe avuto bisogno di un po' di più verde, di uno spazio in più per le persone, per le famiglie, e non un cubone così grande che credo non sarà poi nemmeno così tanto utile alle realtà sportive che già attualmente sono nel rione. C'è un'ultima telefonata velocissima perché abbiamo pochi secondi. Pronto, buongiorno? Buongiorno, sono il signor Mario. Mario, buongiorno. Volevo chiedere al signor qua, all'ospite, come che viene ripartiti quei 120 euro che si dà al giorno ai minori? Ai minori non accompagnati. Allora è un argomento che andrà approfondito magari in un'altra puntata, purtroppo siamo al termine, insomma è un dibattito sempre in corso, sempre acceso, no? Questo sì, lasciatemi solo una battuta, veramente il sindaco di solito dice che i 120 euro li prende Schiavone. Ecco, allora questa è la battuta finale. Io ringrazio Paolo Altin per essere stato con noi quest'oggi e lo invito a tornare a trovarci presto. Grazie Laura, grazie a voi che ci avete seguito. Grazie, e grazie a tutti voi che ci avete seguito, buon proseguimento di giornata a tutti voi.